12 in punto, buongiorno, ben ritrovati, prima edizione di Antena 3, partiamo con le notizie, 2 ore e mezza di informazione come ormai siamo soliti fare da 2 anni a questa parte, da quando è iniziata l'emergenza sanitaria. Vi daremo tante notizie utili e poi i collegamenti con i colleghi sul territorio e le nostre redazioni. Intanto vi annuncio già che oggi è la giornata del confronto tra le regioni, si parlerà delle proposte presentate da alcuni presidenti di regione, tra i quali anche il nostro, ovviamente Luca Zaia. I 2 temi principali sono quelli della riorganizzazione e rigestione delle quarantene e dopo del conteggio dei casi, la divisione tra i casi da definire appunto se sintomatici e invece i positivi se sono semplicemente contagiati ma non hanno alcun sintomo, e questo potrebbe portare anche a rimodulare la tabella dei report quotidiani che viene data sia a livello regionale che a livello nazionale. Andiamo allora a vederla questa tabella brevissimamente, vi facciamo vedere quali sono i dati del contagio. In Veneto sono 21.209 i nuovi positivi in Veneto, così distribuiti: 3.845 Padova, Treviso 3.986, Venezia 2.687, Verona 4.535, Vicenza 3.876 e poi Belluno, scusatemi, con 854 contagi. Restiamo ancora a quota 20.000, ormai ogni 24 ore sono i nuovi positivi in regione, e poi approfondiremo anche questo dato con il moltiplicarsi delle classi in DAD e dunque studenti a casa, studenti in quarantena. Ma in apertura però voglio andare subito dalla nostra Chiara Gaiani a Padova, perché oggi è il giorno dell'autopsia sui corpi dei 2 fidanzati trovati impiccati alcuni giorni fa. Chiara, buongiorno. Buongiorno Anna, buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, ti confermo questa notizia, è stata disposta l'autopsia che probabilmente verrà effettuata oggi, ma potrebbe essere effettuata anche nella giornata di domani. L'ha disposta il pubblico ministero, Cristina Gava, che è il titolare dell'indagine aperta sulla morte di Michele Schiavon, 54 anni, e di Valentina Costa, 36 anni. 2 fidanzati sono stati trovati senza vita in un appartamento nelle loro disponibilità in via San Giovanni da Verdara lunedì nel tardo pomeriggio. L'ultima chiamata, un amico al 118, sarebbe arrivata proprio da Valentina Costa con una richiesta di aiuto. I 2 sono stati trovati senza vita, si sono appunto legati ad una corda e forse lanciati dalla corda delle scale, forse perché è proprio su questo che vuole fare chiarezza l'autopsia che è stata disposta dal pubblico ministero. L'ipotesi di un gesto volontario, di un gesto estremo resta la prevalente, ma gli inquirenti stanno indagando su questo episodio. I carabinieri vogliono vederci assolutamente chiaro, autopsia ed esami tossicologici per capire se i 2 avessero assunto qualche sostanza. Il ritrovamento, lo ripeto, è avvenuto appunto nel tardo pomeriggio di lunedì da parte del SUEM 118 che ha raccorso alla richiesta di aiuto e dei carabinieri. Grazie Chiara, grazie per essere stata con noi, buon lavoro a te e alla vostra troupe oggi a Padova, arrivederci. Grazie. Allora, noi siamo in attesa invece di collegarci con Venezia. Per noi c'è Nicola Marcato. Pensate, il noto attore John Malkovich sarebbe stato respinto dall'hotel Danieli di Venezia, il famosissimo hotel Danieli, perché il suo Green Pass sarebbe stato scaduto. Dunque non si guarda in faccia a nessuno quando ci sono delle regole, e così è quello che è accaduto oggi anche a John Malkovich a Venezia per l'ultimo film, e pare che ci siano stati anche dei contagi all'interno del suo cast, ma insomma appena ci colleghiamo con il nostro Nicola Marcato vi racconteremo i dettagli di questa vicenda. Intanto, a proposito di regole, vi anticipo che da domani è obbligatorio il Green Pass anche per utilizzare i servizi alla persona, quindi per andare dal parrucchiere oppure andare dall'estetista. E a questo proposito tra pochissimo ci colleghiamo con una rappresentante del settore dell'estetica di Confartigianato. Intanto vi facciamo vedere un servizio. Sentite che cosa è accaduto ad una parrucchiera del Trevigiano che ha postato sui social queste nuove regole per ricordarle ai suoi clienti, ed è stata insultata.
Complimenti davvero, collaborate alla diffusione di una tessera discriminatoria in un luogo come il vostro non verrei mai, io come altre persone che non accettano alcun tipo di discriminata e distinzione, proprio come affermato dalla nostra Costituzione. È solo uno dei diversi commenti che si leggono sulle pagine social di questo salone di bellezza di Ponzano. Reazioni ad un post pubblicato dalla titolare qualche giorno fa per ricordare ai propri clienti quello che accadrà dal prossimo giovedì. L'obbligo cioè di esibire il Green Pass all'ingresso, qui come nel resto d'Italia. Un semplice promemoria, insomma, in grado però di far ribollire l'animo e la tastiera dei contrari, seguendo un copione già visto. Vantati pure che ci vuole lasciapassare per venire nel tuo salone. Brave, fate tutte così che ci riduciamo in dittatura, si legge qui. Altri commentano copia incollando vecchi post di propri guru di riferimento, come questo che ripropone ancora una volta l'assurdo accostamento fra leggi razziali e Green Pass. Secondo noi è un insulto, anche se loro esplicitamente non ci insultano, come dicono nelle risposte successive, però noi quello dobbiamo far rispettare e se questo è quello che dobbiamo fare, noi seguiamo questa linea, insomma. Cerchiamo di non andare contro le leggi, anche perché dobbiamo comunque lavorare tutti. Il Green Pass glielo chiedo giusto per, da quello controlliamo quando arriva. Sapeva già che dovrà esibire il Green Pass non appena entra all'interno del salone, ha detto sapevo già e di conseguenza nessunissimo problema. Barbieri, parrucchiere, estetiste, professioni duramente colpite nei primi lockdown, ma da diversi mesi ormai abituate a seguire rigide regole igieniche pur di poter restare aperti. Per loro il Green Pass è una fatica in più, ma tutto sommato gestibile. Le persone suonano prima di entrare, le accogliamo, togliamo i cappotti, imbustiamo le borse, nel frattempo che imbustiamo le borse controlliamo il Green Pass. Incassate le critiche e rimbalzati gli insulti, si guarda avanti. Noi andiamo avanti per la nostra strada e chi vuole ben accetto, chi non vuole ci sono altri modi per poter essere belli. Durante questa diretta ci collegheremo anche con il presidente di Federmoda Treviso, Guido Pomini, perché a partire dal 1° di febbraio servirà il Green Pass anche per fare spese, per entrare nei negozi. Quali sono le attività esentate da questo? Non i tabaccai, e ieri li abbiamo ascoltati. È una perdita di tempo, una seccatura. Secondo me è sbagliato perché tabaccheria non è un luogo di iperaffollamento. Mettono le mani avanti i tabaccai, considerati essenziali e rimasti quindi sempre aperti da inizio pandemia, questa volta tremano di fronte alla prospettiva, quasi una certezza, di doversi adeguare al decreto in vigore dal prossimo 1° febbraio che impone a tutti i negozi di dover controllare il Green Pass ai propri clienti. E nelle ore in cui a Palazzo Chigi si sta ultimando la lista degli esercizi esonerati dall'obbligo, è la Federazione Nazionale della categoria a farsi sentire. Nelle tabaccherie italiane entrano ogni giorno 13 milioni di persone. Sarà un vero problema controllare il Green Pass ad ogni cliente. Per questo speriamo che il governo ci ripensi, dice il presidente Giovanni Risso. E che si tratti di uno scoglio soprattutto organizzativo lo sostengono gli stessi tabaccai, quasi sempre da soli dietro al bancone, che quindi dovrebbero lasciare sguarnito per controllare i clienti all'ingresso. Ho troppa affluenza per domandare a tutti il Green Pass, è una perdita di tempo. Stanno lì, ognuno che entra chiede scusa del Green Pass, poi vai di qui, diventa un casino totale. Già dobbiamo far entrare una persona alla volta. Dover anche controllare il Green Pass diventerebbe un po' più problematico, si allungherebbero le file. Oltre che complesso, anche inutile, sostengono. Secondo me bisogna farlo nei luoghi di iperaffollamento dove c'è tanta gente al chiuso, lì sì. In tabaccheria non c'è affollamento. Si prende le sigarette, prende un gratta e vinci e se ne va fuori. Cioè non è che staziona come supermercato, come negozio di abbigliamento che deve guardare, riguardare. Vero che in alcune rivendite i clienti si fermano più a lungo per giocare ai videopoker, ad esempio, motivo per cui varrebbe la pena distinguere ulteriormente obblighi ed esenzioni. Quelle sì, perché stazionano, cioè su persone dove stazionano in negozio, ma io non ho le slot, cioè bisogna differenziare la cosa. Allora, buongiorno e ben ritrovato Filippo Segato, segretario provinciale della categoria dei pubblici esercizi. Buongiorno Filippo, grazie per essere nuovamente con noi. Le do un dato che è comparso questa mattina nei quotidiani nazionali e pare che un italiano su 5 abbia smesso di andare al bar e al ristorante. Questo è un numero che è stato calcolato sulla base degli spostamenti che vengono registrati dalle app di Google, quindi quelli degli spostamenti. Quindi un
un italiano su 5 ha smesso di andare al bar. Lei alcuni giorni fa ha lanciato l'ennesimo grido d'allarme e ha detto siamo in una sorta di lockdown mascherato, quindi in qualche modo questi due dati combaciano. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. E grazie per darci la possibilità di esprimere quello che è anche il nostro punto di vista su questa situazione che ci troviamo a vivere. È una situazione un po' inedita perché dobbiamo dire la verità, dopo il periodo estivo, quindi estate 2021, in cui i pubblici esercizi in generale hanno lavorato in maniera soddisfacente, anche offrendo un servizio apprezzato alla clientela, stavamo anche raccogliendo quelle che erano le prenotazioni per i pranzi, le cerimonie di Natale e Capodanno, cosa che poi invece purtroppo si è congelata, si può dire così, con l'entrata in vigore del Super Green Pass, quindi obblighi su obblighi, necessità di avere determinate certificazioni e necessità per gli esercenti di controllare il possesso del Green Pass. Questo ha, portato ai consumatori ad avere un po' di diffidenza nel frequentare i pubblici esercizi. Poi questo sommato anche al fatto che ci sono comunque un elevato numero di contagi che sta colpendo purtroppo un grandissimo numero di persone, di cittadini, sia come contagi diretti sia come quarantene da contatti stretti, ecco, abbiamo i numeri che lei ha appena ricordato, c'è un 20% in meno di frequenza dei locali. Tra l'altro persone anche che potrebbero andare al bar a fare colazione piuttosto che al pranzo, a fare la pausa pranzo al ristorante o a cena fuori la sera in pizzeria, che rinunciano perché magari un po', come si può dire, con uno spirito, hanno un po' uno spirito un po' pessimistico indotto dalle continue comunicazioni che arrivano un po' da tutte le parti. Ma allora lei che cosa ne pensa di questa proposta che è arrivata da più di qualcuno di eliminare ad esempio i report quotidiani, cioè smetterla di dire oggi 20.000, ieri 18.000, cioè secondo lei hanno un peso allora sulla psicologia delle persone e che stanno cambiando i comportamenti dei consumatori? Assolutamente sì, l'abbiamo detto fin dall'inizio, fin dal 2020, i primi mesi del 2020, attenzione che questa pandemia toccherà l'aspetto psicologico, quindi la psiche e la mente delle persone. Sono situazioni che, come ho detto all'inizio, sono inedite, cioè non siamo abituati ad affrontare situazioni di questo genere e trovarci ad esempio questi numeri su numeri che quotidianamente ci vengono proposti non fa altro che aggravare piuttosto purtroppo la situazione. Io parlo con molti esercenti, con molte persone, mi dicono che in altri stati europei che sono più o meno nella stessa situazione italiana, ad esempio in Spagna o in altri stati, l'approccio all'emergenza pandemica è diverso. Là c'è meno apprensione perché probabilmente anche a livello comunicativo viene affrontato in maniera diversa. Non che vogliamo che sia preso sotto gamba, però c'è una modalità che probabilmente può portare le persone a essere un po' meno paurose e a portarle a tornare a frequentare negozi, pubblici esercizi e a tornare a vivere una vita migliore, un po' più normale. Senta, lei... Premettendo sempre il fatto che con questo virus comunque dobbiamo imparare nel medio periodo a conviverci, l'abbiamo detto tutti, lo stiamo ripetendo, però purtroppo mi sembra che non lo stiamo mettendo in pratica. Soprattutto perché abbiamo i vaccini, insomma quasi l'88% di popolazione veneta ha scelto di vaccinarsi, quindi insomma abbiamo dei dati comunque che sono buoni. Come commenta lei la stretta su alcune attività produttive, come ad esempio da domani il Green Pass per parrucchieri ed estetisti, dal 1° febbraio per i negozi? Allora cosa ne pensa? È favorevole? Lei dice è giusto che tutti si adeguino alle stesse regole? Sì, se il meccanismo del Green Pass è stato messo in campo, naturalmente non è un segreto, è stato messo in campo per incentivare quella che è la vaccinazione, prima, seconda e poi terza dose di richiamo. Con i numeri che lei ha detto apriamo un altro capitolo, perché se ricordiamo un anno fa si parlava di raggiungere il 75-80% di vaccinati per avere la cosiddetta immunità di gregge. Anche lì probabilmente c'è stato un errore di comunicazione, perché una volta raggiunti e superati questi numeri purtroppo questa immunità di gregge non la stiamo vedendo, o almeno per quanto ci riguarda non ne vediamo gli aspetti positivi. Sicuramente i vaccini sono fondamentali per poter, ma non lo dico io, lo dicono ovviamente persone più titolate e qualificate di me, sono fondamentali per svuotare gli ospedali e poter permettere a livello sanitario di tornare a una routine quotidiana, per permettere anche i trattamenti sanitari non collegati al
Covid e quindi tutte le altre emergenze e necessità sanitarie. Il fatto di estendere l'uso del Green Pass a servizi alla persona, tipo parrucchieri, estetisti, e poi anche per l'accesso ai servizi alle attività commerciali, va nell'ottica che dicevo prima, cioè di incrementare, diciamo, quelli che sono quella che è la base delle persone vaccinate. Senta, lei ha parlato della necessità di un colpo di reni da parte delle istituzioni. In concreto che cosa intende? Ma noi ci basiamo sui fatti. Oggi abbiamo pubblici esercizi che stanno facendo fatturati forse per un 20-30% rispetto a quelli che sono i normali fatturati del periodo. Questo si traduce nel medio periodo in licenziamenti. Lo dico in maniera molto brusca, però purtroppo è così. Cioè avremo dipendenti dei pubblici esercizi, ma stiamo parlando di centinaia di dipendenti nella sola provincia di Padova, migliaia nella regione Veneto e decine di migliaia, la nostra federazione nazionale ne ha stimati circa 50.000 a livello nazionale. Queste sono persone che poi molto difficilmente potranno rientrare nel mondo del lavoro. Per carità, qualcuno andrà a lavorare nei supermercati, qualcun altro nella logistica, nei trasporti, però per la stragrande maggioranza, soprattutto le fasce, passatemi il termine, cosiddette deboli, nei pubblici esercizi lavorano moltissime donne, lavorano moltissimi immigrati. Ecco, queste sono persone che una volta fuoriuscite dal mercato del lavoro, dal settore dei pubblici esercizi, molto difficilmente potranno ricollocarsi. Per carità, ci sono gli ammortizzatori sociali, c'è la NASPI, c'è il reddito di cittadinanza, ma non si può pensare e sperare che le persone possano vivere, o meglio sopravvivere, soltanto con gli ammortizzatori sociali o i contributi che arrivano dall'INPS o dallo Stato. Certo. Ecco, per questo per noi è fondamentale in questo momento salvare i pubblici esercizi, bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, perché con essi si salvano i posti di lavoro. Secondo lei può essere utile un alleggerimento delle misure? In queste ore sta per essere convocato il tavolo tra le regioni per discutere proprio questo, un alleggerimento ad esempio delle quarantene, la diversificazione tra i casi che sono sintomatici e quelli asintomatici, che forse potrebbero, gli asintomatici, non contagiare, avere una carica virale più bassa. Cioè, secondo lei questo alleggerimento potrebbe servire a rimpinguare un po' le clientele e a far ritornare in qualche modo un po' alla vita anche i pubblici esercizi? Va nell'ottica di quello che dicevo prima, cioè diciamo una riapertura psicologicamente parlando della possibilità di avere una vita sociale un po' più normale. Noi abbiamo delle persone che già c'è stato un passo in avanti, diciamo, con il Super Green Pass e l'abolizione della quarantena per quelli che hanno determinati requisiti, la terza dose eccetera, e passaggio dalla quarantena all'autosorveglianza. Tutto quello che può aiutare a iniettare un po' di fiducia nelle persone, nella mente delle persone, e quindi tornare a farle frequentare, ma non soltanto i pubblici esercizi, anche proprio parliamo in generale le attività ludiche, piuttosto che le passeggiate, il centro, piuttosto che i negozi, attività commerciali. Cioè, se noi passeggiamo per Venezia, per Padova, per Verona, per Milano, vediamo veramente dei centri storici desertificati. Senta, a proposito di Venezia, ha sentito la notizia di John Malkovich che è stato respinto dal Danieli? Tra poco ci colleghiamo con Nicola Marcato, perché non aveva il Super Green Pass, quindi insomma le regole valgono per tutti. Beh, quello sicuro, lo certificano anche i dati che periodicamente vengono diffusi dalla prefettura di Padova, i controlli ci sono, certo. I pubblici esercizi, le attività che vengono sanzionate sono pochissimi, vuol dire che insomma le regole vengono messe in atto. Alcune regole sono veramente assurde, devo permettermi anche di fare questa contestazione, questa critica, perché l'abbiamo già fatta presente diverso tempo fa. Ci sono persone vaccinate con vaccini non riconosciuti da EMA, quindi non stiamo parlando di persone Novax o persone che non vogliono vaccinarsi, sono persone magari di nazionalità dell'Europa dell'Est piuttosto che cinese o americana, persone che sono vaccinate ma con vaccini non riconosciuti, quindi sono nel cosiddetto limbo in cui non sono in possesso di Green Pass, quindi non possono mangiare, non possono dormire, non possono prendere un mezzo di trasporto, ma non possono nemmeno vaccinarsi e quindi ottenere il Green Pass. Ecco, noi in questo momento siamo in difficoltà perché abbiamo ad esempio
degli industriali, delle persone che sono qua dall'estero per motivi di affari, di lavoro. Abbiamo i camionisti dell'Est Europa che sono qua oggi a Padova e non riescono né a dormire in un albergo né a mangiare all'interno di un ristorante. Ripeto, non stiamo parlando di Novax, ma persone normalmente e correttamente vaccinate secondo le regole dei loro paesi e che però non possono beneficiare di alcun servizio qua in Italia. Ci sembra veramente, a 2 anni dallo scoppio della pandemia e quindi dalla dichiarazione di stato d'emergenza, non aver ancora trovato una soluzione a questo problema ci sembra quantomeno incomprensibile. Filippo, grazie per il vostro approfondimento. Poi ovviamente voi chiedete un intervento concreto, no? A defiscalizzazione, tutta una serie di cose anche proprio alle realtà locali, ai comuni, alla regione, no? Un aiuto concreto, oltre ovviamente ai ristori di cui avete assolutamente bisogno per sopravvivere. Sì, diciamo, abbiamo fatto un accorato appello a tutte le forze politiche, a tutti i rappresentanti istituzionali, a tutti i livelli, a livello centrale, quindi a livello parlamentare, a livello regionale e a livello anche comunale e locale, affinché facciano il possibile per salvare i pubblici esercizi. Faccio un paio di esempi così molto veloci. Il ripristino, ad esempio, delle garanzie il prolungamento delle moratorie sui finanziamenti. Noi abbiamo il decreto liquidità famoso del governo Conte di 2 anni fa, che aveva previsto finanziamenti garantiti al 100% dallo Stato fino a 30.000 euro, inizialmente 25 poi portati a 30.000 con 2 anni di preammortamento. In quel momento ci sembrava una soluzione, e lo era, corretta e apprezzabile, perché i 2 anni di preammortamento si pensava che avrebbero potuto traghettarci fuori dall'emergenza e consentire alle imprese dopo 2 anni di cominciare a pagare le rate intere nella loro totalità. E dopo 2 anni siamo ancora qua in piena emergenza e chiediamo almeno un altro anno di prosecuzione del preammortamento. Assolutamente, noi ci facciamo portavoce ovviamente anche attraverso questa intervista delle vostre richieste. Grazie Filippo Segatto. Grazie a lei. Buona giornata a tutti. Arrivederci, segretario provinciale di APPE, grazie per essere stato con noi. Allora, abbiamo nominato Venezia, dovrebbe esserci per noi Nicola Marcato proprio davanti al Danieli che ha respinto John Malkovich. Nicola, buongiorno. Esatto, buongiorno. Le regole anti-Covid, vi posso assicurare, vengono rispettate anche qui a Venezia. Ci troviamo di fronte all'Hotel Danieli, dove John Malkovich si è visto negare il soggiorno in questo hotel di lusso affacciato sul bacino di San Marco, perché il suo Green Pass, come hanno poi confermato fonti della produzione, era scaduto. L'attore regista si trova nella città lagunare per le riprese di Ripley, la nuova serie TV americana ispirata ai romanzi di Patricia Highsmith. Dopo lo stop imposto al Daniele, Malkovich è stato ospitato in una residenza privata. Da quando la produzione è sbarcata in laguna viene assistita e seguita dal punto di vista sanitario da una struttura mobile privata nei pressi della Pietà, a 2 passi da Piazza San Marco, che provvede a effettuare i tamponi molecolari ogni 2 giorni ai protagonisti della serie e agli addetti alle riprese. Una settimana fa gli assenti per Covid hanno sfiorato il centinaio. Più o meno era accaduto anche con il film di Mission Impossible 7 di Tom Cruise nel 2020, segnato da continui stop per la positività al virus. Dunque stessa sorte anche per questo film, che coinvolge in circa 300 persone, ma con qualche isolamento, un po' di sostituzioni e una miriade di tamponi, sembra che anche questi problemi si siano superati. Senti Nicola, sei riuscito ad entrare al Danieli? Nicola, sei riuscito ad entrare al Danieli? Sei riuscito a parlare con qualcuno? Io ho parlato con il direttore, che gentilmente mi ha detto che per problemi relativi alla privacy non può dire molto, ma ha comunque voluto sottolineare che sono state rispettate le norme anti-Covid, per cui non potevano far altro che dire di no al soggiorno di Malkovich nell'albergo. Dunque le regole valgono per tutti. Ti stavo dicendo che... Nicola, grazie, dobbiamo andare in pubblicità, perdonaci. Le regole valgono per tutti.
Grazie Nicola, grazie per il collegamento, arrivederci. Allora andiamo in pubblicità, tra pochissimo ci colleghiamo con la rappresentante di Confartigianato della categoria degli estetisti per l'obbligo appunto di Green Pass a partire da domani. Pochi secondi di pubblicità e poi ancora qui. 12:30, eccoci, ben ritrovati. Allora, avete sentito tanti temi. Il primo, il Covid non risparmia nessuno, le regole sono uguali per tutti. John Malkovich, il grande attore John Malkovich, respinto dall'Hotel Danieli perché il suo Green Pass era scaduto. E poi il segretario provinciale dell'associazione che riunisce i pubblici esercizi, che dice tutti questi numeri che vengono dati quotidianamente stanno spaventando le persone e così succede che un italiano su 5 ha smesso di andare al bar, con evidenti conseguenze ovviamente nei bilanci dei ristoratori, dei baristi che stanno cercando di tenere duro ormai da 2 anni. E poi c'è una nuova regola, quella che imporrà l'obbligo di Green Pass domani per andare dal parrucchiere e dall'estetista. Ne parliamo con Valeria Silvia Ferron, presidente della categoria estetica di Confartigianato Impresa. Buongiorno. Buongiorno Valeria. Buongiorno Anna. Buongiorno. Allora, bene o male questo nuovo obbligo a partire da domani, e soprattutto avete avuto la corsa all'ultima ceretta magari da persone che non hanno il Green Pass e quindi hanno utilizzato la giornata di oggi per prendere un appuntamento? Allora, purtroppo sì, nel senso che comunque sappiamo, noi abbiamo una clientela comunque fidelizzata e sappiamo benissimo che ci sono delle persone che non sono vaccinate. Ma noi vogliamo ricordare che comunque tuteliamo questa cosa del Green Pass proprio a favore del fatto che lavoriamo da sempre con le norme igienico-sanitarie. Per Green Pass base si intende anche fare il tampone nelle 24 ore precedenti, quindi non facciamo una campagna su si vaccina o no vaccino, ma assolutamente vogliamo cercare di fare una campagna di prevenzione per i nostri clienti e quindi lavorare sempre di più su tutte quelle che sono le norme igienico-sanitarie e cercare di educare il nostro cliente, nel senso che nel momento che entra nel centro estetico e nel salone di acconciatori si senta sempre più protetto, sempre più sicuro, perché comunque ricordiamo che bellezza e benessere arriva anche proprio dalla prevenzione della salute, quindi cerchiamo di dare questo messaggio al cliente finale, non che vada dalla porta accanto tra virgolette in maniera abusiva solo perché non vuole presentare il Green Pass. Cerchiamo di fare un lavoro proprio sul cliente finale, quindi dare questa informazione. Da sempre noi siamo dei posti, dei luoghi sicuri perché le nostre norme regionali lo decantano bene. Abbiamo comunque avuto in questi 2 anni uno scenario molto importante, nel senso siamo stati penalizzati come tante altre categorie ovviamente, ma comunque abbiamo avuto dei periodi morti abbastanza importanti e ci siamo adeguati alle nuove norme igienico-sanitarie rafforzandole di più. Ci rafforziamo con le regole, quindi cerchiamo di dare questo messaggio che nel nostro settore che sta diventando sempre più anche un settore primario per dare un po' di benessere e tra virgolette di relax, che non è solo il settore estetico ma anche il settore stiamo bene in questo momento grigio, stiamo un po' con me stessa e quindi mi prendo un po' cura di me, ma che sia proprio un discorso che va al di là di quello che può essere il quadro generale, nel senso che proprio visto in totale. Senta Valeria, le faccio un'altra domanda. Secondo lei avrebbe dovuto esserci una differenziazione tra il servizio di estetica e invece il salone di acconciatura in questo senso? È corretto così? Alcuni hanno detto, beh, ma insomma magari forse con l'estetica si è più a contatto con il corpo. Beh, noi l'abbiamo già pagato questo scotto perché non so se qualcuno si ricorda, noi i centri estetici ce lo ricordiamo perfettamente,
dicembre 2020 in zona rossa noi centri estetici abbiamo avuto l'obbligo di chiusura per delle giornate prefestive, mentre i saloni di acconciatori sono stati quindi anche questa è stata una penalizzazione che è arrivata a livello di governo, ma che nessuno ha ben capito, nel senso che non è mai stata data una spiegazione a tutti gli effetti, tra virgolette neanche i ristori se vogliamo proprio, ma è una cosa che senz'altro c'è un contatto molto più ravvicinato. È anche vero che da quando abbiamo ripreso, da maggio 2020, noi lavoriamo con mascherina e visiera, senza contare che già i nostri trattamenti antecedenti il coronavirus, voglio dire, hanno per lo più quasi tutti hanno comunque l'utilizzo dei guanti, quindi ci sono delle cose che comunque, tra parentesi, hanno inciso tantissimo nel livello di costi che noi usavamo già prima, quindi effettivamente giusto o sbagliato lo trovo abbastanza scorretto, però purtroppo Senta, prima quello senz'altro. Senta, prima con il rappresentante dei pubblici esercizi si parlava del sentimento della paura, no? Questo balzo in avanti dei contagi ormai inesorabile sta costringendo, trattenendo molte persone a casa. Lei ha notato in quest'ultimo mese un calo di accesso della clientela, magari dovuto appunto alla paura del contagio, visto che insomma i casi sono tanti, oppure no? Allora, effettivamente, negli ultimi 2 anni ovviamente la situazione è cambiata enormemente, non abbiamo più lo stesso lavoro di prima, è cambiato completamente il metodo di lavoro, gli orari di lavoro, perché il discorso del smart working, eccetera, quindi effettivamente secondo me sono più rallentati gli appuntamenti rispetto a quelli che potevano essere una volta. Il problema del Green Pass sarà comunque da verificare nei prossimi giorni, perché effettivamente magari qualcuno si tirerà indietro, quello sì, magari aspettano buone nuove, nel senso che magari aspettano che cambi una posizione dall'alto, non lo so, effettivamente su questo si vedrà più avanti. Sicuramente il lavoro è cambiato negli ultimi 2 anni, perché tantissime persone da febbraio 2020 hanno avuto difficoltà a ripartire nel centro estetico o nel salone di acconciatori, però è anche vero che magari abbiamo avuto anche dei clienti nuovi che si sono affacciati, perché magari anche dei paragoni, quindi c'è un po'. Secondo me però questo passaggio del Green Pass può essere importante. Infatti io lo dico a livello di rappresentante di categoria, i titolari di impresa sono abbastanza preoccupati sul fatto che ci sarà la possibilità di perdere degli ulteriori clienti. Immagino, e anche del fatto che insomma ci possa essere del lavoro nero, no? Dietro tutto questo, il fatto che poi chi non ha il Green Pass e non vuole farsi il tampone anche per una sorta di presa di posizione possa scegliere altre vie per accedere ai servizi alla persona, e questo davvero farebbe male, anche per quello che ha detto lei, no? I servizi alla persona sono anche un modo per prendersi cura di sé, e allora perché non farsi eventualmente, se non vaccinati, un tampone per mettere al sicuro anche gli altri. Grazie Valeria per essere stata in nostra compagnia. Sì, prego. Allora, la domanda che è stata fatta negli ultimi 15 giorni, soprattutto per i centri estetici e i saloni di acconciatore, è una cosa che proprio ci tengo, perché è stata una domanda martellante. Possiamo noi centri estetici o acconciatori andare in casa? Allora, la nostra normativa lo prevede, ma lo prevede in casi eccezionali e non è una cosa continuativa, ovviamente. Una cosa che sconsigliamo è farlo nel periodo della pandemia, perché non è una cosa ordinaria, ecco, cioè è una cosa che viene fatta nel caso ci siano proprio delle problematiche particolari, ma cosa importantissima, deve essere fatto in forma di impresa, quindi non è che comunque diamo il via all'abusivo, ecco, quindi attenzione a dividere le due cose, quindi solo un titolare di impresa può permettersi questa cosa, che comunque
in una situazione dove le norme igienico-sanitarie devono essere fondamentali, non è assolutamente il caso di alimentare. Ecco. Assolutamente, grazie, ha fatto bene anche insomma, sottolineare questo tema, no? Perché è una precisazione che se non ci fosse stata avrebbe potuto, come ha detto lei, dare adito anche a abusivismo. Grazie Valeria Silvia Ferrona, Presidente categoria estetica di Confartigianato Impresa, grazie per essere stata con noi, arrivederci. Grazie. Allora, avete sentito regole, divieti, bollettini, numeri, è quello che sta succedendo e sta succedendo ormai da 2 anni a questa parte. Si sta discutendo se, ad esempio, limitare l'utilizzo e la diffusione di questi bollettini e renderli da quotidiani a settimanali, ed ora si sta discutendo anche se allentare un po' la stretta a queste regole di quarantena. Che impatto ha a livello psicologico tutto questo dopo 2 anni di pandemia, dopo che l'88% della popolazione veneta ha comunque scelto di vaccinarsi? Abbiamo voluto parlarne e di questo e anche di molto altro con la dottoressa Fortunata Pizzoferro, che ringrazio per essersi collegata con noi. Buongiorno dottoressa. Buongiorno Anna, ben trovata. Allora, vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe del Veneto, sono 2 anni che in qualche modo, dottoressa, proviamo a leggere in modo diverso gli effetti che questa pandemia ha portato, sta portando, come sta cambiando la nostra società e il nostro modo di relazionarci con gli altri. Partirei proprio da questo, no? Dal dato della paura, con un italiano su 5 che non va più al bar, con un calo appunto anche di richieste di andare dal parrucchiere e dall'estetista, perché i dati ci raccontano che insomma siamo in piena epidemia e quindi le persone ora hanno paura dopo 2 anni. Psicologicamente com'è possibile questo fenomeno? Perché non riusciamo ancora a sentirci sicuri anche con ad esempio la 3ª dose del vaccino? C'è un concetto fondamentale in psicologia, che non è tanto la realtà a produrre degli effetti, ma la nostra interpretazione della realtà. E forse dovremmo domandarci in questi 2 anni che uso abbiamo fatto delle parole. Continuiamo ad utilizzare appunto la parola paura, a volte sento lo spettro della didattica a distanza. Ecco, in realtà non sono i dati in sé quelli che incutono questo timore. Ascoltavo il servizio precedente rispetto alle restrizioni nei servizi di parrucchiera e estetica, ma se l'88% della popolazione è vaccinata, io immagino che l'88% della popolazione possa tranquillamente andare a usufruire di questi servizi. Perché non ristrutturiamo allora il concetto che quest'anno l'88%, quasi tutti, possiamo usufruire di servizi che un anno fa erano chiusi? Quindi non dovremmo avere paura, ma dovremmo guardare al futuro speranzosi, che con delle regole, purtroppo a volte un po' confusionarie, che cambiano molto velocemente, ma con le regole che ci stiamo dando stiamo andando verso un futuro più sereno. Sì, ha ragione, e tra l'altro lo spettro della DAD è proprio il titolo che io ho scelto di dare alla seconda domanda che le farò, quindi ha fatto bene in qualche modo a sottolineare questo, perché noi parliamo utilizzando anche molto spesso i termini che ci vengono rilasciati, riceviamo da telefonate di genitori, magari persone che chiamano in redazione perché hanno fatto 3 ore di coda per fare il tampone al proprio figlio. Sono tante le segnalazioni che stanno arrivando, perché al di là del contagio, al di là della pandemia, stiamo vivendo in una situazione che sta creando delle situazioni di grande stress. Ad esempio anche qui fare un tampone, ore di coda, piuttosto che dover stare in quarantena magari per 20 giorni perché si è positivi e però si è asintomatici, quindi si crea questa situazione di quasi prigionia. Quindi c'è tutto un contorno di situazioni che facciamo fatica ad accettare. È sicuramente una situazione molto faticosa e che crea uno stress, perché dobbiamo continuamente adattarci a regole che cambiano e anche a regole che cominciano ad arrivarci poco chiare. Quindi io penso che molto spesso le persone evitino dei servizi non perché non ne possono usufruire o perché hanno paura del contagio, ma perché non hanno ben chiaro quale sia la regola. Però dobbiamo stare attenti anche a non utilizzare poi all'estremo parole come trauma rispetto a bambini, che molto spesso viene associato in
questo momento alla DAD. Se in questo momento i bambini hanno necessità per una settimana o 2 di passare in DAD, è sicuramente una situazione che crea stress per le lunghe code, la riorganizzazione, e sarebbe preferibile che una gestione diversa, ben più organizzata della didattica a distanza, però non dobbiamo a questo anche aggiungere il timore di trauma per i nostri bambini e per i nostri adolescenti. Distinguiamo quello che è la DAD da quello che è stato il lockdown. La DAD in sé è uno strumento che in futuro potrà permettere magari a questi nostri bambini di frequentare dei master ad Harvard senza muoversi da casa. Sì, esatto, e anche questo è un altro modo appunto di leggere la realtà. Quindi in qualche modo c'è, al di là della DAD, che per alcune classi è uno strumento che viene utilizzato per 7-10 giorni, non di più, c'è poi tutto il contesto della riorganizzazione familiare. Forse avremo bisogno di sentirci più tutelati, ad esempio il governo ha eliminato il congedo per le famiglie, e quindi si ritrovano costrette ad avere magari un figlio in DAD, però a dover andare a lavorare. Allora non ci sentiamo tutelati? È sicuramente un periodo in cui tutti ci sentiamo in difficoltà, ma già una volta la coperta è troppo corta, quindi il governo sarà sommerso da troppi problemi da affrontare tutti in un momento, c'è il contagio, ci sono difficoltà economiche. Dall'altra parte questi problemi spesso sono stati gestiti in una maniera a volte poco chiara, a volte impulsiva. È la prima volta per tutta questa generazione in cui ci troviamo in pandemia, quindi da una parte bisogna capire che sono state gestite in maniera non sempre perfetta alcune cose, dall'altra parte se a questa gestione imperfetta tutti sommiamo un eccesso di paura, agitazione, di stress e anche di lotta sociale, probabilmente sarà ancora più difficile riuscire insieme ad uscire da questa situazione difficile. Quindi siamo tutti affaticati, ma se tutti la affrontiamo senza un carico eccessivo di emozioni negative, sicuramente possiamo uscirne e anche trasmettere ai bambini e agli adolescenti che comunque sono in ascolto di quello che diciamo, la sensazione che ci sia comunque un futuro possibile. A questo proposito, tornando al tema della DAD, ora si sta valutando a livello governativo della proposta di, a fronte di casi positivi, mandare in DAD i bambini non vaccinati e invece poter far continuare la didattica in presenza ai bambini vaccinati. Secondo lei questa ipotesi, che viene caldeggiata da più parti, potrebbe essere discriminatoria? Cioè, come si può sentire un bambino che si è vaccinato, ma la scelta ovviamente fa capo ai genitori, non certo un bambino di 6-7 anni. Cosa ne pensa? Come dicevo prima, tutto sta a ciò che noi passiamo ai bambini. Da una parte non credo che sia una situazione ottimale, ma per un motivo diverso, perché essere metà a distanza e metà in presenza è comunque più faticoso per la gestione dell'aula, quindi non è sicuramente la scelta di elezione. Se è una scelta che in questo momento bisogna fare per comunque poter andare avanti in un periodo transitorio, è molto importante quello che noi trasmettiamo ai bambini. Si sentiranno discriminati se gliela raccontiamo così, ma se invece i bambini sanno che è per una protezione innanzitutto per chi non è vaccinato, quindi stai a casa perché in questo modo puoi continuare a partecipare alle lezioni, puoi interagire con la classe, puoi interagire con gli insegnanti, ma senza essere sottoposto a una situazione di rischio. È importante che noi diffondiamo questo messaggio ai bambini, che non sono discriminati, altrimenti se glielo ripetiamo certo che si sentiranno, perché i bambini sono nel mondo in cui siamo tutti e le parole che utilizziamo i bambini le ascoltano. L'importanza dunque della parola dai bambini agli adolescenti, no? Che allora con il pensiero sono molto più autonomi in questo senso. Come sono questi 2 anni di pandemia? Cioè a distanza di 2 anni in cui insomma, a loro sono state tolte molte cose, anche adesso pensiamo soltanto alle attività extrascolastiche che per gli adolescenti sono tanto, forse tutto. In molti casi si devono fermare proprio perché ci sono i contagi. A 2 anni di distanza come la stanno vivendo secondo lei, anche insomma un po' alla luce dei racconti che lei sta raccogliendo e ha raccolto in questo periodo? Ci siamo incontrate varie volte, Anna, quindi sa che io normalmente sono dalla parte degli adolescenti perché penso che abbiano reagito in una maniera molto coscienziosa, rispettano le regole, la maggioranza, e purtroppo degli adolescenti si parla quasi sempre solo per
manifestazioni magari di aggressività che sono comunque molto saltuarie, punteggiate, hanno comunque una loro motivazione di base, e gli adolescenti hanno vissuto lunghi periodi purtroppo confinati a casa con grande responsabilità, dovendo abbandonare, come diceva, le loro attività extrascolastiche, dovendo abbandonare lo stile di vita alla quale erano abituati. Però non a caso alcuni anni fa era uscito un libro che si chiamava Gli sdraiati, no, rispetto agli adolescenti, quindi si lamentava il fatto che avessero troppe facilitazioni e su questo si adagiavano. Dall'altra parte in questo momento invece hanno dovuto imparare ad affrontare una società anche per loro difficile, ma anche in questo dobbiamo essere noi adulti che li aiutiamo a imparare in che modo fronteggiare questi ostacoli che si propongono davanti a loro, perché da questo possono imparare a tirare fuori le loro risorse e anche essere più preparati per il futuro che li aspetta. Insomma, di ostacoli ne avranno, no? Nella vita, di varie forme, in varie modalità, e dovranno anche saper trovare le forze, appunto come dice lei, dentro di sé, ma anche attraverso il contatto con gli altri, questa famosa relazione con gli altri che ha subito evidentemente, no, in questi 2 anni tante trasformazioni. Pensiamo soltanto a ragazzi che vanno a scuola e hanno la mascherina, quindi una mimica, anche i rapporti tra gli adolescenti, tra maschio e femmina, che non esistono più quegli sguardi, le espressioni. Anche in questo è cambiato, no? Il modo di relazionarsi. Il modo di relazionarsi è cambiato, molto è cambiato per tutti, ma il modo di relazionarsi stava cambiando anche in precedenza. C'è tutto un sommerso di relazioni che nascono su internet, nascono attraverso i messaggi. Tanto già era cambiato, per gli adolescenti era difficile, è sempre stato difficile relazionarsi con il corpo nella società, perché è un corpo che cambia, storicamente è difficile il rapporto degli adolescenti con il proprio corpo, per questo l'adolescenza è sempre stata un'età critica. Non dobbiamo pensare che questo distanziamento attuale segni per loro l'impossibilità poi di sapersi relazionare. Se noi pensiamo, hanno tante modalità comunque per stare in contatto con gli amici, per imparare a gestire più canali comunicativi e poi per trovare nel momento in cui si potrà essere più liberi anche di toccarsi con le persone, finalmente di allenare anche altre capacità in presenza. Voglio tornare con lei su altri due temi brevemente. Il primo, un altro tema discusso è quello di dare o meno i numeri del contagio, i bollettini quotidiani, i bollettini settimanali. Ha senso? Può creare degli effetti pericolosi? Non è il numero in sé che crea degli effetti pericolosi, è il modo in cui lo diamo, quindi lo si può dare tutti i giorni, lo si può dare una volta alla settimana, dipende qual è la comunicazione che noi diamo insieme a questi numeri. In questo momento i numeri sì, sono molto alti del contagio, ma se li paragoniamo ai numeri di 2 anni fa, erano molto alti anche il numero di morti per contagi molto più contenuti, quindi i numeri possono anche raccontarci di notizie positive. Perciò è importante forse anche che ci ricordiamo della psicologia non solo quando ci troviamo con un problema, quindi quando siamo in momenti di crisi, magari ci rivolgiamo alla psicologia già prima, no? Nel momento in cui strutturiamo questa comunicazione, in cui facciamo questi programmi del come comunicare con la popolazione, anche, non solo come comunicare i dati, ma anche come comunicare le regole, perché tutto può essere ristrutturato per fare in modo che queste regole ci pesino di meno, magari l'adesione sia anche più partecipata. Ci va un esempio in questo senso? Prima abbiamo fatto vedere un servizio in cui una parrucchiera di Ponzano, quindi siamo nel Trevigiano, per aver postato sulla pagina Facebook della sua boutique le regole, attenzione perché a partire dal giorno 20 vi chiederemo il Green Pass, è stata letteralmente insultata, una pioggia di insulti sui social network nei confronti di una lavoratrice che si stava adeguando al sistema. Quindi ci fa un esempio, no, anche in come reagire a questo, ma come poter evitare questo anche attraverso il cambio nell'utilizzo delle parole.
Sicuramente è tutto più difficile se deve partire dal basso, dalla singola persona che deve da sola ristrutturare tutta la comunicazione. È importante che ci sia comunque una rete allargata, dall'alto parta una comunicazione diversa anche nel trasmettere queste regole. La singola estetista può dire, la parrucchiera può dire non attenzione, da quel giorno noi dovremmo chiedervi anche il Green Pass, ma cari clienti, siamo ancora qua sempre con voi da quel giorno per aumentare la sicurezza all'interno del negozio. Ricordiamoci che all'ingresso, dopo aver esibito il Green Pass, potremo accedere ai locali dove troverete comunque noi ad accogliervi. Ecco. Anche perché ricordiamo che il Green Pass si ottiene anche facendo un tampone, quindi non è vero che ai Novax, a chi non ha scelto di vaccinarsi, è interdetto l'accesso ai servizi alla persona, no, perché insomma basta fare un tampone e quindi anche questo probabilmente cambia la visione. E ricordiamoci che per l'88% della popolazione non è cambiato nulla, perché i già vaccinati appunto hanno già il Green Pass, e la comunicazione molto poco allarmistica è possiamo tutti continuare ad andare parrucchiere quest'anno a differenza dell'anno scorso, perché abbiamo la possibilità semplicemente con un tampone di prendere l'appuntamento. E dal 1° febbraio sarà obbligatorio anche per i negozi, e ieri, quando c'erano le prime indiscrezioni sul prossimo DPCM in cui ci sarà scritto i negozi esentati da questo obbligo, quindi ad esempio i benzinai piuttosto che i negozi di occhialeria, era quasi come un per fortuna non tocca a me, come cercare di schivare questo obbligo, perché purtroppo tanti pubblici esercizi, tanti negozi lo vedono come l'ennesimo carico sulle loro spalle, probabilmente dopo 2 anni di difficoltà. Sicuramente lo vedono come l'ennesimo carico, perché lo è nel momento in cui io devo chiedere un controllo aggiuntivo, e nel momento in cui io ho il timore che dall'altra parte qualcuno mi possa reagire malamente. Io personalmente cerco di togliere dall'imbarazzo tutti i negozianti e tutti i baristi, perché di mio lo mostro ancora prima che mi venga chiesto, proprio perché so che dall'altra parte può essere difficile. Quindi penso, se ognuno di noi nel suo piccolo facesse un minimo gesto quotidiano per aiutare le altre persone, quindi per esempio togliere i negozianti, i baristi dall'impaccio di dover chiedere, forse anche tutte queste operazioni risultano più semplici, e possiamo tutti essere meno in allarme rispetto a regole che comunque ci pesano, ma la società è piena di regole che ci pesano. Noi pensiamo che quando nasciamo ai bambini per prima cosa chiediamo la costrizione di imparare a mangiare con le posate, chiediamo la costrizione di stare seduti, di mettere le scarpe. La società è sempre stata fatta di imposizioni continue che ci permettono comunque la convivenza sociale. Giusto una battuta per salutarci. La domanda ricorrente che si fa, che ci facciamo tutti, e uno dei temi ricorrenti delle interviste dei vari virologi che fanno a gara a profetizzare quando finirà. Tutti chiedono quando finirà. Ha senso chiederselo? Credo che tutti noi vorremmo conoscere il futuro. Non per niente la mattina, prima cosa, guardiamo le previsioni del tempo. Dopo 2 anni penso che la prima cosa che abbia senso è chiedersi: ma devo aspettare io di essere felice chissà quando? Posso comunque all'interno di questo contesto di pandemia comunque trovare tutte le varie possibilità per vivere al meglio la mia vita? Perché comunque sono giorni, 1, 2, 365, non so quanti saranno, ma comunque sono giorni della nostra vita che noi possiamo utilizzare anche adesso quotidianamente per darci piccole pillole di benessere, come ha detto anche in precedenza la rappresentante dei centri estetici. Grazie dottoressa Pizzoferro, le sue parole sono sempre preziose. Grazie per essere stata in nostra compagnia, arrivederci, buon lavoro. Arrivederci. Fortunata Pizzoferro, vicepresidente dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto, con noi per aiutarci un po' a tradurre la realtà e provare appunto a
chiamare con nomi diversi, utilizzare parole diverse anche nel linguaggio che utilizziamo per descrivere la realtà che stiamo vivendo. E tra uno degli altri temi importanti che hanno scatenato gli animi dei cittadini, soprattutto quelli di Padova, era, lo ricorderete, il famoso ultimatum dell'attacco hacker. Soldi per non pubblicare i dati sensibili. Pare che l'ultimatum di martedì sia stato un bluff. Vediamo. 51 cartelle, oltre 9.000 dati, documenti di carattere amministrativo e gestionale come procedure verbali, regolamenti e disposizioni interne, ma anche dati personali e sanitari riguardanti l'ospedale di Schiavonia. Tutto è finito sul dark web nella tarda serata di sabato. Da allora stop. I pirati informatici che il 3 dicembre scorso hanno attaccato il sito dell'azienda ULSS 6 Euganea si sono fermati. Solo un bluff l'annuncio dello spostamento dell'ultimatum di 3 giorni a martedì. Nessun altro dato è stato pubblicato sul dark web. I dati pubblicati sono illegali ed è un reato il loro utilizzo, ha ricordato l'ULSS Euganea, che sta contattando i pazienti coinvolti e ha aperto un numero verde dedicato 800 184 779 e una mail rpd@aulss6.veneto.it. Nel frattempo, come annunciato, si riorganizza il servizio tamponi dell'ULSS Euganea. 2 i bottoni attivati per la prenotazione del test con presentazione di ricetta medica. Uno è dedicato alla prescrizione di tamponi urgenti con la dicitura urgente indicata sulla ricetta. Restiamo a Padova, andiamo a vedere quali sono i dati dei contagi tra i più piccolini, ovviamente i più colpiti, nidi e materne comunali, con l'assessore per avere un po' il quadro della situazione. Noi stiamo registrando in questo periodo parecchi contagi e sappiamo che i bambini dei nidi, delle scuole dell'infanzia non portano le mascherine, quindi anche per un contagio dobbiamo chiudere la sezione. Attualmente ne abbiamo 19 chiuse tra nidi e scuole dell'infanzia, 4 sono di questa mattina. 19 classi chiuse su circa 80 tra nidi e scuole dell'infanzia a gestione comunale. Un bollettino, quello del Comune di Padova, che viene rivisto con ulteriori chiusure quotidianamente. 4 in più rispetto a ieri le classi che hanno visto la presenza di un positivo. Parliamo dei bimbi più piccoli, da 0 a 6 anni, in cui i tassi di vaccinazione sono evidentemente bassissimi. Tra gli insegnanti e gli educatori, invece, non si registrano per ora molte assenze. Non abbiamo tantissimi contagi da parte degli insegnanti, d'altra parte gli insegnanti sono obbligatoriamente vaccinati e portano anche la mascherina e le protezioni che servono. I bambini purtroppo no, ma vengono anche da situazioni familiari di contagio e poi restando dentro in una sezione dove sono a contatto tra di loro senza distanza e senza mascherina, questo può facilmente avvenire. E che se la situazione sarebbe stata difficile nelle scuole, in qualche modo lo si sapeva, ricordate l'allarme lanciato dai presidi, ed si ritrova un po' anche nelle parole del sindacato della scuola del Trevigiano, che ha proprio ammesso dopo Natale forse era meglio ripartire tutti in DAD. Vediamo il servizio. La seconda settimana di scuola dal rientro dalle vacanze di Natale parte nella Marca con numeri esorbitanti di classi in quarantena o automonitoraggio e per chi resta in presenza una situazione di incertezza che i più vivono con una buona dose di fatalismo. Se devono fare la data, la devono fare, punto. Credo che le informazioni che verranno date saranno sufficienti e gli strumenti anche, spero. Prima di tutto la scuola in presenza, se questo può non si può sostenere, allora a estrema ratio anche la scuola a distanza, ma la scuola in presenza è da preferire assolutamente. Mettere anche i ragazzi in DAD mi sembra francamente eccessivo e spero di cuore, anche se dovessero riscontrare le positività, che non si vada a finire in questa maniera. Fin qui le famiglie, ma dall'altra parte quella della scuola. Il moltiplicarsi dei contagi tra i ragazzi e lo stesso personale rende ormai la situazione insostenibile, come spiega chiaramente Marco Moretti della FLC CGIL. Con l'introduzione del controllo dell'ultimo decreto legge, vale a dire per l'infanzia un contagio, per la primaria 2, per le superiori 1, 2, 3,
capisce che la procedura da seguire è come dire: io ho bisogno di una persona che segua solamente questo. Significa accantonare anche tutto il resto dell'attività. Senza parlare di tutte le problematiche ben note legate ai docenti, da ultima la sostituzione di quelli che non si sono vaccinati. Un quadro che rappresenta la conferma per il sindacato, che andava ascoltato l'appello dei presidi a riprendere a gennaio le lezioni a distanza per tutti, almeno per 2 o 3 settimane, dando il tempo alla curva dei contagi di iniziare a flettersi. Non è questione di essere per la DAD, ma se abbiamo detto che la DAD non è la risoluzione dei mali, ma non è nemmeno il diavolo, non era pensabile che effettivamente in questa fase ci fosse una di stand-by per fare in modo che si quietasse la situazione generale e ci fosse anche la possibilità della organizzazione didattica e scolastica in genere per dare delle lezioni che potevano essere il più omogeneo possibile. Chiaro che questo si scontrava con la necessità dei genitori di recarsi al lavoro, ma nelle attuali condizioni le famiglie, dice, vivono comunque un disagio. Alla fine si ritrovano lo stesso a vivere una quarantena. Vediamo i dati aggiornati delle quarantene a proposito per quanto riguarda la provincia di Treviso. Ieri vi abbiamo dato il dato delle 1824 classi che sono tra quarantena e monitoraggio oppure in autosorveglianza. Pensate, da ieri questo numero, le 1824, è già diventato un 2093. Stiamo parlando di tutte le classi della Marca trevigiana, di cui 638 sono quarantene, 430 monitoraggi, 930 in autosorveglianza, 195 quarantene più monitoraggi. E questo solo nella Marca trevigiana, la provincia che detiene il record purtroppo di ragazzi a casa. E allora, se questo è Treviso, andiamo a vedere invece i dati per quanto riguarda gli asili di Venezia. Nelle 45 scuole comunali di Venezia, che contano circa un centinaio di sezioni, a oggi, martedì 17, abbiamo 36 sezioni a casa in quarantena. In netto aumento i contagi negli asili nido e nelle materne nel veneziano. I casi in quarantena sono esplosi nel weekend. Chiaramente non è un momento piacevole, ma un momento assolutamente in linea per quanto riguarda la percentuale delle chiusure e delle assenze. La corsa del virus estrema presidi e insegnanti, burocrazia e caccia ai supplenti non semplificano la situazione, con insegnanti di classi in quarantena chiamati a sostituire colleghi positivi, operazione che non trova il consenso del segretario regionale della funzione pubblica UIL Mario Ragno, che non esclude di rivolgersi anche all'autorità giudiziaria per il riscontro di eventuali violazioni penali sul rischio contagio che l'attuale gestione del personale nei nidi del Comune di Venezia potrebbe comportare, in contrasto con i protocolli nazionali e regionali che prevedono la formazione di nuclei educativi stabili, vale a dire gruppi chiusi di bambini e personale senza contatto tra loro, per limitare i danni di un'eventuale positività. La UIL è pronta a dichiarare lo sciopero congiuntamente con la CGIL. L'assessore Besio vuole chiarire. La norma oggi ci legittima a mantenere le maestre in servizio ed è allucinante quel racconto per cui sarebbero le maestre untrici dei servizi quando parliamo di personale plurivaccinato in ambienti costantemente sanificati sotto i protocolli rigidissimi dell'ASL che abbiamo sempre applicato. Io direi che è stato ormai sdoganato l'ambiente scuola dall'essere un ambiente non sicuro. L'ambiente scuola è uno degli ambienti più sicuri e da genitore voglio rassicurare i genitori. Allora, tra pochissimo ci colleghiamo da Treviso con il nostro Christian Arboit, che è reduce di un incontro del Simposio Mondiale dell'Intelligence a Casa dei Carraresi con tanti ospiti, personalità importanti. C'era il presidente di Union Camere Mario Pozzi e poi il sindaco di Treviso Mario Conte. Ma intanto un altro tema interessante è quello legato ai medici di base. Sono tantissimi i pensionamenti, pensate che solo nella Marca trevigiana lo scorso anno sono andati in pensione 78 medici di base. Da qui la proposta con la nuova DGR della Regione di aumentare il numero degli assistiti per ogni medico di base da 1.500 a 1.800, uno sforzo in più, e lo stesso Crisarà, che è il presidente dell'ordine padovano, ci conferma come il lavoro dei medici di base in questa fase sia davvero incessante. Negli 11 giorni lavorativi del mese di gennaio abbiamo avuto 4.799 accessi.
su 10.000 pazienti, quindi praticamente noi abbiamo visitato, visto, sentito e quant'altro quasi la metà di tutti i nostri pazienti. Se non è un assalto, poco ci manca. I numeri che il dottor Crisarà, medico di medicina generale e presidente dell'Ordine dei Medici di Padova, si riferiscono solo allo studio associato in cui lui lavora. Si tratta di più di 75 assistiti seguiti al giorno per ogni medico, una media che racconta un lavoro incessante. C'è grande disorientamento, moltissimo lavoro è quello di riorientare le persone, perché queste novità, che soprattutto sui Green Pass, sui sistemi informatici che non funzionano eccetera, sulle prenotazioni dei tamponi a fine quarantena o a fine isolamento, ci sono notizie che girano incontrollate, l'une in contraddizione con le altre, e quindi i pazienti sono disorientati, oltre al fatto di essere spaventati. I medici di base eseguono anche tamponi solo in situazioni eccezionali, però, se durante una visita si riscontrano sintomi del Covid, ad esempio. Le strutture però il più delle volte non sono adeguate. D'altra parte la modalità di lavoro dei medici di famiglia non consente di mettere insieme persone positive o sospetti positivi con persone che non hanno nessun sintomo e non hanno sintomi riconducibili al Covid. Bisogna ricordare che questi luoghi sono degli ambulatori medici, non degli esercizi commerciali, e quindi se dovessero fare gli screening, dovrebbero essere ristrutturati in termini di percorsi puliti e percorsi sporchi. Avete sentito dunque, no? Queste sono un po' le richieste che arrivano dai medici di base, che sono appunto in sofferenza nel momento in cui a loro dovesse essere chiesto uno sforzo in più, un lavoro in più, anche ad esempio per effettuare i tamponi. Forse sono necessarie delle strutture diversamente strutturate, no? E quindi la possibilità anche per loro di poter lavorare in sicurezza. Sapete che dall'inizio della pandemia sono tantissimi i medici di base che si sono contagiati, addirittura alcuni nel panorama italiano sono deceduti proprio perché stavano facendo il loro lavoro, e facendo il loro lavoro si sono contagiati. Fatemi sapere se ho in collegamento Christian Arboit. Ancora non è in collegamento. Allora andiamo a vedere un altro servizio, quello legato alla pillola anti-Covid che sta arrivando, ovviamente autorizzata, sta arrivando anche in Veneto. Il servizio arriva da Vicenza. È iniziata anche a Vicenza la cura contro il Covid con una pillola antivirale. Ai primi 6 pazienti da lunedì e non da venerdì, come è stato diffuso da alcuni media, sono state somministrate le prime dosi, 4 compresse ogni 12 ore per 5 giorni. Una cura costosa, 700-800 euro ciascuna, dedicata ai pazienti intrasportabili. Al San Bortolo è a disposizione un quantitativo per 86 cicli di trattamento. Questo farmaco perusolare è arrivato in quantità molto scarsa, ma ricordo a tutti che ha dei criteri importanti di somministrazione ai pazienti oncologici, ai pazienti obesi, ai pazienti con malattie cardiovascolari, quindi non può essere dato a tutti. La conferma dunque dell'arrivo anche all'Usberica della pillola anti-Covid che blocca il virus ai primi stadi della malattia. Sono state 1440 le prime confezioni di Molnupiravir della Merck ad essere state destinate al Veneto. In alcune province come Treviso e Verona è già iniziata anche la somministrazione. Dopo il via libera decretato dall'AIFA, le indicazioni terapeutiche come modalità di utilizzo sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale all'inizio dell'anno. Non è un medicinale da banco e dunque non si può comprare in farmacia. Come i monoclonali è gestito dagli ospedali in collaborazione con i medici di base. Si tratta della prima terapia domiciliare contro il Covid-19 che prevede la somministrazione della pillola per 5 giorni durante l'inizio del contagio. Ha un'efficacia abbastanza ridotta, perché ha un'efficacia ridotta nel 30% dei casi
di ospedalizzazione. E quindi in questa prima fase verrà data solamente ai medici delle unità delle USCA, cosiddette le unità speciali di continuità assistenziale, ma ripeto solo con criteri molto stringenti di somministrazione, solo ai pazienti che hanno quei fattori di rischio. Rischio che aumenta anche nei luoghi di lavoro. Ci sono molte aziende che sono state costrette a chiudere proprio perché i loro dipendenti sono stati contagiati. Allora Avis, ADMO e Regione Veneto si sono messi insieme per incentivare i buoni comportamenti soprattutto nei luoghi di lavoro. Vediamo come. Parte dai donatori di Avis e ADMO la richiesta di maggiore attenzione alla salute nei luoghi di lavoro strettamente collegata in questo periodo al Covid. Ha avuto avvio da un questionario diffuso tra 325 donatori tra i 35 e i 60 anni il progetto Io Valgo 3.0, che ha come obiettivo arrivare a stilare, con il contributo di imprese, sindacati, amministrazioni pubbliche, mondo accademico e sanitario, un protocollo per incentivare le buone pratiche che possano ridurre i rischi percepiti dai lavoratori. 4 i tavoli di confronto nelle varie province, il primo dei quali partirà il 27 gennaio. Il contributo le aziende già lo stanno dando, però la percezione dei rischi è talmente alta, come si può naturalmente comprendere, che bisogna fare di più. È quello che viene chiesto a gran voce un po' da tutti i donatori e che individuano appunto, soprattutto in una opera di sensibilizzazione, l'azione che è più importante portare avanti. Superficialità, negligenza rispetto alle regole e alle normative sono il fattore di maggiore rischio per il 35% degli intervistati, per il 32% i luoghi di lavoro inadeguati, per un altro 27% le persone non vaccinate. Risposte frutto della maggiore sensibilità al tema salute che ha necessariamente un donatore. Importante è lo stile di vita, per cui la tutela dello stile di vita per poter essere pronti al dono, sia di sangue che di midollo, per ovviamente esercitare quella cittadinanza attiva nei confronti dei più deboli. Ma dall'altra parte ci sono molte persone che stanno seguendo delle cure oncologiche che devono essere assolutamente rispettati e devono essere attenzionati rispetto ai colleghi. Per essere donatori dobbiamo avere una sensibilità un po' diversa rispetto a uno che non lo è. Dobbiamo avere uno stato di salute molto importante, molto serio. Consideriamo quello che sta capitando anche con le morti che stanno capitando adesso nell'ambiente di lavoro. Per noi è importante sensibilizzare. Noi doniamo vita, doniamo questo e questo vogliamo che continui ad essere il nostro obiettivo principale. Allora adesso ci colleghiamo con Cristian Arboit, come vi avevo anticipato, ha seguito la conferenza a Casa dei Carraresi con personalità importanti e con lui partiamo subito con l'aggiornamento delle classi in quarantena per Treviso, che come vi dicevo è la Marca, è la provincia con il record di studenti a casa. Buongiorno Cristian. Sì, buongiorno Anna. Vengo a te appena tre con Francesco. Partiamo proprio a questi dati che sono impressionanti se pensiamo che le scuole sono riprese da poco più di una settimana. Abbiamo 2093 classi sotto provvedimento solo nella Marca trevigiana. Di questi 2093 provvedimenti 638 sono le quarantene. Alla fine della scorsa settimana erano poco più di 200, 430 monitoraggi, 930 in autosorveglianza e 195 quarantene più monitoraggi. Quindi come vedi una situazione estremamente complessa. Questo è il dato diffuso da poco dall'ULS 2 Marca trevigiana, che sta ovviamente monitorando l'evoluzione del contagio nelle scuole. Pochi giorni fa il direttore generale Francesco Benazzi ha parlato di uno sforzo immane per controllare tutti questi ragazzi. Come ben sapete è scattato il protocollo scuola da parte dell'ULS 2 con canali privilegiati nei Covid point, con le farmacie allertate, ma ovviamente tutto questo non basta di fronte a questi numeri che sono per l'appunto in rapida ascesa. Tra l'altro Anna, questa mattina a dei Carraresi ne ho parlato con il presidente della provincia Marcon, con il sindaco di Treviso Mario Conte, che è anche presidente dell'ANCI regionale, e dicono la situazione è assolutamente caotica, ne siamo ben consci
le famiglie sono in gravissima difficoltà, le famiglie, ma anche le scuole, gli istituti, i dirigenti scolastici che devono mediare fra famiglie e autorità sanitaria. Per questo, dice per esempio il sindaco Mario Conte, bisogna cambiare radicalmente le regole del gioco. Questo significa far passare a livello nazionale quella che possiamo semplificare come la linea a Zaia, quindi non considerare casi strettamente intesi gli asintomatici positivi, quindi soggetti positivi al virus ma che non presentano sintomi, perché questo è il tema di questi giorni. Tanta gente, migliaia di persone, decine di migliaia di persone sono bloccate in casa, positivi magari al Covid o come contatti stretti, ma per l'appunto senza sintomi. Questo sta bloccando tante cose, sta bloccando la scuola, sta bloccando i trasporti con la soppressione di diverse corse, sta bloccando le stesse strutture pubbliche e poi le aziende. Lo stiamo raccontando in questi giorni, ci sono delle ripercussioni evidenti sul sistema pubblico ed economico e sull'erogazione dei servizi, anche quelli pubblici essenziali. Quindi da qui in poi, dicono le autorità di fatto trevigiane, le istituzioni trevigiane, Comune di Treviso e provincia, bisogna davvero cambiare le regole del gioco, perché altrimenti sarà un gennaio, un febbraio, un inverno di puro caos. In tutto questo, Anna, domani entra in vigore, come avrai sicuramente già detto, il Green Pass base per accedere in diverse attività, tra queste quelle di parrucchieri ed estetiste. Con Francesco Ceron sto carpendo un po' l'umore, tastando un po' l'umore dei parrucchieri trevigiani. Diciamo che la maggior parte è pronta, ha già scaricato l'app ministeriale e da domani controllerà il Green Pass base, anzi lo promuovono per certi versi, dicono è un modo per garantire la sicurezza nostra e dei nostri clienti. Certo, il problema è quello evidenziato in più occasioni, che era letteralmente esploso con il lockdown e con le restrizioni dell'area rossa, quello dell'abusivismo, quindi dei parrucchieri fai da te, dei parrucchieri porta a porta, che ovviamente non sono tenuti ad applicare le regole che tutti noi ben conosciamo. Quindi questo è, diciamo così, l'umore dei parrucchieri. Ho parlato anche con Andrea Penzoiello, che è presidente di Veneto Imprese Unite, e che fa una sintesi, diciamo, quasi perfetta di quello che sta succedendo. Dice: non è tanto il problema del Super Green Pass o del Green Pass, che si sono dimostrati degli strumenti validi per aprire le nostre attività, ma è il numero abnorme di quarantene e di isolamenti che attualmente ci sono nella Marca e un po' in tutto il Veneto. Sono questi che vanno in qualche modo a inficiare le nostre attività, quindi i ristoranti, i cinema e tutto quello che appunto ne consegue. Questo il quadro, Anna, di questo mercoledì nella Marca, anche oltre la pandemia, e si guarda a questo appuntamento davvero importante di giugno con un happening internazionale delle spie, pensa un po', comunque lo dico volgarmente, ma di tutti gli addetti, gli operatori dell'intelligence internazionale, operatori della NATO o di stati stranieri, si daranno appuntamento qui nel cuore di Treviso per una serie di eventi informativi e formativi. Ovviamente parliamo di alta formazione accademica universitaria, e saranno circa 200-300 delegati dal Brasile, dall'America, dagli USA, Cina e quant'altro. Quindi sarà veramente un importante momento di riflessione. Del resto, proprio in Veneto è nata l'intelligence. Casanova fu una delle prime spie internazionali a operare come, diciamo così, collettore di informazioni rilevanti dal punto di vista geopolitico. Alla presentazione c'erano ovviamente Mario Conte, sindaco di Treviso, Stefano Marcone, presidente della provincia di Treviso, Giampaolo Gobbo come vicepresidente della Fondazione Cassamarca, e quindi
una vera e propria task force per guardare oltre la pandemia. Certo, c'è da augurarsi che a giugno le limitazioni o buona parte delle limitazioni non ci siano più e quindi che si possa garantire la fluidità degli scambi e dei viaggi internazionali. La stessa École Universitaire, che poi l'ente che organizza, è da 3 anni che non si trova in presenza e sono tematiche direi molto sensibili. Assolutamente. Grazie Cristian. Dunque Treviso Teatro, di un appuntamento così importante che fa lustro allora davvero alla nostra città. Grazie Cristian Arboito con Francesco Cerona da Piazza dei Signori a Treviso. Grazie, buon lavoro. Arrivederci. Allora noi restiamo a Treviso, abbiamo in collegamento il presidente di Federmoda, Guido Pomini. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Allora è un po' presto per fare il bilancio dei saldi perché siamo partiti davvero da nemmeno 10 giorni, però in apertura, prima di passare alla fatidica data del 1° di febbraio, volevo chiederle un po' come sta andando, cioè qual è il sentimento, come sente i nostri negozianti e il consumatore, che comportamenti sta avendo in queste giornate post festività natalizie e con questo numero dei contagi che continua a crescere? Infatti questo è un po' il problema. Allora, non ci sono, come diceva lei, un po' presto per avere dei dati strutturati da poter spendere come significativi. Diciamo che però questa è una tendenza che di fatto ci porta a dire che ognuno sta avendo il proprio saldo. Noi abbiamo fatto, come spesso capita, dei riscontri veloci e ci rendiamo conto che mai come quest'anno c'è chi ha un'esperienza totalmente diversa da chi magari sta a 100 metri di distanza. Io credo che questo sia dovuto essenzialmente a tutta la situazione che ci ha portato fin qui, quindi un'insicurezza ancora su quali potevano essere le quote di consumo di questo autunno-inverno e di conseguenza un comportamento da parte di ogni imprenditore rispetto agli acquisti totalmente diverso, quindi magari oggi meno magazzino da esitare oppure più magazzino da esitare del previsto e da qui più o meno vendite consistenti. Se poi a questo dobbiamo aggiungere, come poco fa era stato detto, che ci troviamo in una situazione in cui tra malati di Covid e quarantena, credo che basta girare per molti centri storici della Marca, gran parte dei consumatori sono a casa, diciamo che quel che sta succedendo non ci fa gran sperare nell'immediato. Ecco. Intanto adesso correggiamo subito il titolo, l'errore è stato mio, chiedo scusa perché c'è scritto da domani Green Pass anche nei negozi, invece no, attenzione che poi non rischiamo di spaventare le persone. Dal 1° di febbraio Green Pass anche nei negozi, da domani solo nei negozi di estetista e parrucchiere, ma adesso cambiamo e dopo staremo su questo. Per quanto riguarda anche la merce, no, che è all'interno dei negozi, ci sono ancora le rimanenze degli scorsi anni, cioè stanno i negozianti riuscendo a gestire anche le varie collezioni che possono essere rimaste, cioè dentro questi saldi finisce tutto? Ma allora dentro i saldi non è una novità di oggi, finisce la rimanenza della stagione e finiscono anche le rimanenze delle stagioni precedenti. È chiaro che di norma queste stagioni differenti vengono spesso evidenziate da una buona parte dei commercianti, facendo capire attraverso anche uno sconto magari più alto che si tratta di merce dell'anno scorso e non della merce di quest'anno. Questo è del tutto legittimo, è del tutto, come dire, corretto rispetto alle regole del saldo. È un approccio come dire, di estrema trasparenza che da chi viene attuato paga. Abbiamo passato 2 anni complicatissimi, il primo, il 2020, più di tutti perché ci è capitato con gli ordini già fatti in un'epoca normale, ed è probabile che molti approfittino anche di questo saldo per smaltire ciò che gli è rimasto dalle stagioni precedenti. D'altronde il costo del magazzino invenduto è un costo pesantissimo per il settore della moda e se non si cerca di realizzare anche un minimo rischia veramente di essere quella goccia che fa traboccare il vaso della...
Infatti volevo proprio arrivare qui, no? Il costo del magazzino, che cosa c'è dietro, no? Perché magari noi come consumatori entriamo nei negozi, compriamo, vediamo qual è il prezzo che più ci confà, poi adesso c'è la grande concorrenza del web che è entrata prepotentemente anche a causa, insomma, della pandemia, una concorrenza sleale molto spesso, no? E quindi volevamo proprio toccare anche questo tema dei costi che i negozianti hanno, a cui dobbiamo aggiungere anche gli aumenti delle bollette. Beh sì, allora noi adesso avremo a che fare, abbiamo già incominciato a vedere i primi effetti dell'aumento dell'energia, ma credo che la coda dell'inverno, quindi da gennaio a marzo, sarà purtroppo significativa. Calcoliamo che quando si entra in un negozio e si vede tutto l'assortimento, quell'assortimento è certo il presupposto per fare fatturato, ma è anche laddove intervengono soprattutto dei fattori non previsti come quello del Covid, rischia di diventare un presupposto di costo importante. Quindi il vero tema da sempre è quello di trovare un equilibrio tra un assortimento che giustifichi la vendita e quindi che diventi attrattivo per un cliente e il costo che questo comporta nel proprio bilancio laddove non venga esitato. In una fase di mondo normale come quello che avevamo fino a febbraio 2020, la maggior parte delle imprese di questo settore l'equilibrio l'aveva trovato. Da quel fatidico giorno di febbraio quell'equilibrio è completamente saltato perché sono saltate le dinamiche dei consumi, è saltato completamente, al di là della concorrenza dell'e-commerce, che è una concorrenza come dire importante, sono cambiate anche le abitudini di consumo. E io le do solo un dato che può esservi utile, che noi abbiamo, questo sì, in qualche modo è un dato di tendenza, non è relativo al fatturato, però in una velocissima indagine che abbiamo fatto in questi giorni emerge che l'afflusso ai negozi mediamente è calato rispetto all'anno scorso, che era un anno comunque pandemico, quest'anno del 20-25% in questi ultimi giorni. Quindi calcoli che con un quinto di afflusso in meno rispetto all'anno scorso diventa veramente complicato, e non era prevedibile, perché questo non era prevedibile ed è legato evidentemente agli effetti della quarantena, mette un altro fattore di criticità in un fattore già complesso, non calcolato, che probabilmente si tradurrà in un costo delle rimanenze molto più pesante del previsto e quindi con gravi effetti sui bilanci di imprese che sono già un po' allo stremo da un paio d'anni. E allora come la vede questa introduzione dell'obbligo di Green Pass a partire dal 1° febbraio lei? Bene o male? Allora, tutto ciò che garantisce la salute pubblica è di fatto un bene. Noi fino adesso, seppur toccati marginalmente da questo punto di vista, abbiamo fatto la nostra parte e continueremo a farla. L'unica cosa sulla quale ci sarebbe da discutere, però attendiamo la lista dei negozi che avranno l'esenzione o meno, è che probabilmente si rischierà di creare delle competizioni non proprio corrette all'interno della stessa merceologia di settore. Faccio un esempio: sembra che fuori, che non si potrà accedere senza Green Pass alle profumerie. In realtà nella grande distribuzione io potrò accedere senza Green Pass, nella grande distribuzione i profumi si vendono, quindi si rischia con questa decisione di spostare quel 15% di mercato non vaccinato verso alcune tipologie distributive piuttosto che altre. Questo forse è un prezzo che un po' dovremo pagare. D'altronde l'anno scorso viceversa la grande distribuzione è stata chiusa il sabato e la domenica per molti più giorni di quanto in realtà noi abbiamo potuto lavorare, e fa parte delle regole del gioco di questo momento talmente complicato che evidentemente non può trovare sempre un equilibrio e una correttezza per tutti. Speriamo solo che finisca presto e che la primavera riesca veramente quest'anno a metterci una parola fine in maniera definitiva. Secondo lei i negozi dovranno... Cioè la richiesta del Green Pass all'ingresso, immagino alcuni tipi di negozi che hanno un afflusso di clientela, insomma,
molto importante, esatto. Dovranno mettere qualcuno all'ingresso necessariamente, no, per il controllo del Green Pass, perché spesso le commesse magari in alcuni negozi non riescono sempre a seguire tutte le persone che entrano, ci sono le persone che entrano e iniziano a dare un'occhiata, no? Certo. Come faranno secondo lei? Cioè, lei ha già parlato con qualcuno, lei ritiene che qualcuno debba assumere forza lavoro oppure dovranno togliere qualcosa nel seguire proprio i clienti nella scelta dei prodotti? Come si organizzeranno secondo lei i negozi del Trevigiano? Io credo che poi non ci sia una regola che valga per tutti, perché dipende molto se un negozio è più a libero servizio o più a vendita assistita, no? Quindi se è un negozio a libero servizio sarà sicuramente molto più traffico e dovrà decidere se assumere qualcuno che svolga questo compito ad hoc o spostare una delle proprie collaboratrici dette alle vendite verso l'ingresso per fare il controllo del Green Pass. Chi invece ha probabilmente un negozio più a vendita assistita e quindi anche un po' meno traffico potrà probabilmente gestire in maniera più efficace questo tipo di complessità in più. D'altronde oggi abbiamo già un sistema che limita gli accessi, no? Quando vediamo spesso in quei rari momenti di punta del lavoro, vediamo comunque quelle microcode all'esterno e quelle già in qualche modo ti permettono di gestire gli accessi. Certo sarà una riorganizzazione ulteriore, sicuramente un aggravio di costi oppure un calo del servizio, perché se io devo spostare un collaboratore alle vendite e lo devo mettere alla porta, evidentemente ci sarà qualcuno che non assisterà in modo corretto come ha sempre fatto i clienti, quindi da questo punto di vista io spero anche, sono convinto che i clienti di questo settore avranno la pazienza e la flessibilità che hanno dimostrato anche, penso, nel settore alimentare. Certo. Inimmaginabile fino a 2 anni fa pensare che fuori da un negozio di alimentari ci fosse una coda in tranquilla attesa per comprare, magari fare una piccola spesa ma necessaria di alimentari. Quindi io credo che il comportamento sarà più o meno lo stesso e che mi auguro che questa fase ce la ricorderemo come una fase difficile, sulla quale però tutti ci abbiamo messo tanta buona volontà, tanta anche flessibilità e tanto approccio sociale. Evidentemente è l'unico approccio possibile, no, in questa fase, speriamo che il picco duri poco, però è necessario, giustamente come dice lei, in questa fase la collaborazione di tutti. Pomini, grazie per essere stato in nostra... Grazie a voi, è sempre un piacere, grazie mille. Grazie, ovviamente ci sentiamo a ridosso del 1° febbraio, va bene? Così magari molto abbiamo volentieri. anche qualche dato... avremo anche i dati sui saldi. Esatto, così diamo i dati sui saldi. Arrivederci, grazie Guido Pomini, arrivederci. Allora noi andiamo in pubblicità, prima diamo uno sguardo al meteo e dopo attenzione perché nell'ultima parte parleremo con un medico di medicina generale del Padovano, 2 anni in trincee, poi le nuove circolari, le regole che cambiano in continuazione e per una volta ci mettiamo dalla loro parte per farci raccontare come stanno vivendo e che cosa sta succedendo così a 2 anni dalla pandemia. Tra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. Alta pressione e dunque bel tempo sul nostro territorio, ma anche molta nebbia in alcune zone. Vediamo dove nel dettaglio di mercoledì 19 gennaio. Sul Veneto tempo stabile ovunque, non sono attese piogge. Cielo in prevalenza sereno sulle zone montane e pedemontane. Nuvoloso invece per nubi basse con foschie e nebbie, specie nelle ore più fredde, sul resto della pianura. Spesso saranno fitte e persistenti, specie lo vedete nel Padovano, sul Veronese e sul Rodigino. Altrove invece maggiori schiarite. Temperature in lieve calo, minime tra -5 e 1 grado, massime comprese invece tra i 4 e i 7 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo inizialmente qualche addensamento sulle aree pianeggianti, ma a seguire più sole dappertutto. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime sui 7-10 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo, come vediamo, un ampio soleggiamento. Il cielo in questo caso sarà sereno o al massimo velato.
Temperature minime intorno a -3, -2 gradi, massime infine sui 7 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. 13:41, buongiorno, ben ritrovati sempre in diretta con Prima Edizione, il contenitore di informazione di Antenna 3. Abbiamo affrontato varie tematiche a partire dalle 12, abbiamo parlato dell'obbligo di Green Pass per parrucchieri ed estetisti che scatta da domani, l'obbligo invece sempre di Green Pass per entrare nei negozi a partire dal 1° di febbraio e poi i dati che ci raccontano come una persona su 5 abbia smesso di andare al bar, di andare al ristorante, proprio perché c'è la paura di poter contrarre il virus a causa di questo enorme balzo di contagi. Ma cerchiamo di capire a fondo che cosa sta accadendo e da chi è in trincea ormai da 2 anni quali sono le nuove circolari, quali sono le nuove regole e se forse si poteva fare qualcosa diversamente. Buongiorno e ben ritrovata Daniela Toderini, medico di medicina generale di Padova. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, grazie per essere con noi. Mi permetto di ricordare al nostro pubblico che lei è finita, insomma, in prima pagina anche dei quotidiani nazionali per aver fatto questa scelta di vaccinare i suoi assistiti chiedendo in prestito la chiesa della parrocchia di San Paolo. Siamo sempre nel Padovano. Lei ha detto: prendo una giornata, creo la mia giornata vaccinale e se non sbaglio è andata molto bene. Sì, bene, abbiamo fatte tante di giornate vaccinali, ne abbiamo fatte almeno 6-7 giornate vaccinali e circa 1 migliaio di somministrazioni in tutto, circa, moltissime. Senta dottoressa, allora abbiamo questo balzo evidente di contagi, un balzo di contagi che spesso è difficile da gestire. Come la sta gestendo lei come medico di medicina generale e che cosa dice la nuova circolare in merito ai tamponi? Proprio perché questo aumento esponenziale di contagi sta creando grandi disagi ai punti tampone dell'ULSS 6. Esatto, dunque c'è stato prima di Natale diciamo un picco di contagi che ha determinato un disagio, perché prima andava abbastanza bene, cioè c'era un accesso libero, si riusciva a gestirlo, un po' li facevamo noi, ma moltissimi li faceva l'USL, però si riusciva a gestire. Improvvisamente gli accessi sono saliti di colpo e ci sono state delle code, degli intasamenti anche di 5 ore ai punti tampone, cioè cosa incredibile. Al che ci siamo rimessi noi a farli i tamponi, però ovviamente siamo in periodo epidemico, c'è anche l'influenza, ci sono anche altre malattie di un altro tipo, quindi non si poteva farne più di tanti, cioè si faceva quello che si poteva. Anche la vigilia di Natale io ne ho fatti perché non si poteva mandare la gente in coda altre 6 ore a farseli. Questo si è unito ai problemi informatici legati all'hackeraggio dell'USL 6, che è stato, cioè le due cose assieme hanno determinato un disagio enorme per l'utenza. Quindi la settimana seguente è stata veramente terribile. Ora c'è una nuova circolare, dottoressa, allora, che divide i pazienti tra urgenti e meno urgenti per i tamponi, esatto. È corretto? Esattamente, perché poi cosa ha fatto l'USL? Ha detto facciamo le prenotazioni, solo che il sistema è imploso perché erano talmente tante le richieste che il sistema non ha permesso una gestione veloce di queste prenotazioni. Allora hanno fatto una circolare dicendo facciamo 2 file, una per i prenotati e una per le urgenze, cioè i sintomatici contati di positivi che magari positivizzano un tampone fatto così a casa per conto loro, in modo tale da poterli diagnosticare velocemente. E questo è stato bene, cioè effettivamente anch'io oggi ne ho fatti 2, ne ho fatti io, il terzo che mi è arrivato non riuscivo più a gestirlo, l'ho mandato perché è effettivamente un'urgenza e
va su una coda diversa. Ecco. Senta, cosa ne pensa allora lei di queste nuove regole che sono in discussione per gestire le quarantene in maniera diversa? Anche questa è una proposta che è arrivata anche dal presidente Luca Zaia, di fare i tamponi di fine isolamento in farmacia per evitare di mandare i pazienti a fine isolamento ancora a fare il molecolare. Che cosa ne pensa? Cioè, vi potrebbe aiutare? Allora, il problema è questo: quando c'è talmente tanta gente che ha bisogno, io abbiamo sentito dire, non sono sicura, non è una notizia che ho verificato direttamente, che in Emilia-Romagna addirittura danno per buoni tamponi fatti a domicilio, non so in che modo, cioè probabilmente si farà fare una foto mentre li fanno via, non lo so, via un sistema internet, cioè in Inghilterra per esempio lo utilizzano già, cioè il paziente che torna dall'estero si fa in diretta video il tampone e lo fa vedere al medico al di là del video. Questa è stata una cosa che usano sicuramente nel Regno Unito, questo lo so per esperienza diretta, e lì quindi quando non si riesce a farli in maniera verificata da medici o da altre cose, bisogna farlo anche in altri modi, cioè bisogna trovare altri sistemi. Quindi lei dice dobbiamo assolutamente riuscire a gestire questo momento che potrebbe durare un mese, e quindi questa è una strategia. In base a quello che lei ha potuto vedere, però, i tamponi della farmacia quanto poi rispecchiano il risultato con i molecolari? Cioè, può essere una buona soluzione per il fine isolamento? Lei ha detto giusto, buona, non è perfetta, ma non siamo in un mondo perfetto. Certamente i tamponi rapidi di prima generazione, che sono quelli della farmacia o quelli che abbiamo anche noi, in alcuni casi qualche ASL anche di tamponi di seconda o terza generazione, lo so, per esempio nell'Alta Padovana, a Treviso a volte li hanno, sono un po' meglio, certamente il gold standard del molecolare, cioè la PCR. Senta, un altro tema grande, importante, no? È un po' quello della carenza di medici di base, no? Ci sono stati tanti pensionamenti, voi sono 2 anni che siete in trincea e c'è molta difficoltà, no? Nel gestire, perché poi non è che tutte le altre patologie si sono fermate, c'è l'assistenza domiciliare, ci sono le cure palliative, cioè non c'è solo il Covid, e una delle soluzioni che ha ipotizzato la Regione è quella di aprire il parterre degli assistiti dai 1500 ai 1800, ma possiamo andare avanti così? Cioè, riuscite a gestire 1800 pazienti? No, io credo che non siano gestibili. 300 pazienti in più significa, come per dire, all'inizio sono almeno 300 prime visite in più, cioè per me una prima visita è un'ora, quindi io devo mettere in conto, non dico 300, magari saranno anche più veloci, posso metterci un po' meno, ma mettiamoci mezz'ora di prima visita. 150 ore è tantissimo, soprattutto in un momento di pandemia come quello di adesso. Poi in questi 300 pazienti ce ne sono i domiciliari, ci sono gli oncologici, ci sono i terminali, hanno delle esigenze amministrative, burocratiche, certificati, insomma non credo che sia proponibile. Potrebbe essere una soluzione molto molto transitoria, però ingestibile, perché si rischia di penalizzare gli altri miei pazienti, cioè quegli altri che ho e che in questo momento hanno bisogno tantissimo anche di reperibilità, di essere seguiti, di essere... Per esempio in questo momento mi stanno arrivando messaggi WhatsApp, sono tutte persone che si stanno facendo i tamponi a casa, sono positivo, cioè non si può. 300 persone in più che non conosco, perché se li conosci li gestisci anche più velocemente, ma se non li conosci è terribile, quindi... Perché è così difficile trovare medici di medicina generale, dottoressa? Perché ne abbiamo così pochi? Poi ci sono stati pensionamenti, alcuni sono andati a casa con quota 100, forse qualcuno anche così spaventato dal Covid. Non è che tutti sono riusciti a gestire anche la pressione psicologica del Covid. Io so che moltissimi colleghi, molti colleghi all'inizio proprio hanno deciso proprio di andarsene quando è successo questo, per la paura, perché vedevano gente ammalarsi, perché non riuscivano a resistere allo stress.
Adesso abbiamo dei problemi anche di stress, parlavo anche con personale dei distretti che sono molto provati, cioè gli infermieri sono stati utilizzati non solo per l'assistenza domiciliare e sul territorio, ma per tamponi, per vaccini. E hanno proprio, cioè, ne parlavamo appunto con dei infermieri del distretto, siamo stanchi anche noi siamo provati, 2 anni sono tanti. Oggi ne parlavo con una paziente, diceva anche i pazienti sono provati, la separazione, la difficoltà di avere relazioni normali con amici, cioè non ci si vede più, insomma non è normale, ecco. E quindi difficoltà. La seconda domanda era quella: perché si fa fatica? I motivi sono tanti, uno sbaglio di programmazione che deriva da tanti anni fa, certamente, la programmazione degli ingressi a medicina, e poi attualmente certamente la pandemia non ha favorito, cioè quando i colleghi vedono come lavori nel territorio, e in questo discorso non è che scelgono di fare il medico di medicina generale. Secondo lei dalle USCA potranno arrivare rinforzi quando finirà l'emergenza? Ma certamente, io tutte le persone che conosco delle USCA, che poi sono gli stessi che fanno la scuola di medicina generale e che vengono da me come tirocinanti, ne ho sempre qualcuno, certamente l'hanno scelto, lo vogliono, dicono che lo amano come lavoro e lo faranno, però sono pochi, cioè non credo che riescano a supportare. Secondo me ci saranno comunque delle carenze, ecco. Senta, dottoressa, prima abbiamo fatto vedere le immagini della vaccinazione in chiesa, io so che lei ha chiesto aiuto anche alla famiglia, siete una famiglia di medici, suo marito è pediatra e proprio in base a questo volevo chiederle un passaggio sulle vaccinazioni pediatriche, perché lei mi diceva, insomma, non abbiamo ancora raggiunto i numeri sperati, no? Siamo forse un po' indietro, e addirittura pare ci sia un comune che sta chiamando a sé i pediatri per poter aprire le scuole e così esortare le famiglie a vaccinare i loro figli. Sì, è il comune di Pontelungo, nel Padovano, che in una maniera abbastanza buona, anche io lo considero una bella cosa, con iniziativa personale ha aperto la possibilità con gli assistenti sociali del comune di vaccinare i ragazzini del comune con tutti i pediatri della zona, ed è una cosa bella perché mettere a disposizione praticamente per fare questo tipo di vaccinazioni bisogna creare un hub per farne tante. Quindi noi l'abbiamo fatto in chiesa, però va bene lo stesso anche in una scuola, una palestra o altre cose. Occorre personale, occorre organizzazione, occorre gente che pulisce, gente che accetta, in accettazione, oltre a medici, possibilmente un infermiere se si riesce. E quindi è una bella cosa, lodevole, ha fatto, insomma, quindi è un progetto, no? È un progetto, si sta raccogliendo personale sostanzialmente. Sì, loro sono riusciti a dare del personale, adesso bisogna vedere come organizzarlo, però andrò anch'io, penso di andare anch'io perché mi pare una bella cosa, perché così si possono fare più bambini, perché occorrono certamente più medici. Se uno si sente male non si può bloccare il flusso di vaccinazione, quindi devono essere almeno 2 medici insieme, meglio 3, perché se uno si sente male uno deve seguire il paziente che magari sviene o non so, ha paura, soprattutto se sono bambini, questo è il problema. Quindi i bambini, secondo lei i genitori sono ancora un po' titubanti? Lei mi diceva che siamo ancora un po' indietro, stiamo guadagnando terreno ma siamo un po' indietro? Sì, allora io l'ho visto tanta resistenza prima di Natale ed ero molto in difficoltà, ho detto guarda, si stanno vaccinando in pochi. Io so che mio marito aveva mandato diciamo, siccome dovevamo vaccinarli, un invito a tante persone, ma sono aderito in pochi. Successivamente hanno cominciato ad aderire, probabilmente perché hanno visto che c'è bisogno per la scuola, che non riuscivano ad andare in palestra, che avrebbero dovuto rinunciare a moltissime attività, e quindi si sono un po' alla volta convinti. Effettivamente le percentuali stanno andando su molto rapidamente, però insomma si può fare un po' meglio, insomma, secondo me si dovrebbe cercare di lavorarci ancora un po'. Senta, manteniamo ovviamente la privacy, ma di tutti i suoi assistiti qual è la percentuale di quelli vaccinati? Io ne ho quasi il 90%.
Secondo lei ha aiutato un po' il fatto che lei abbia creato delle sessioni vaccinali, cioè abbia un po' favorito, accelerato questo processo? Allora, li abbiamo chiamati quest'estate tutti non vaccinati, sono stati contattati tutti tramite o io o le segretarie, avevo 2 segretarie, anche 3 quest'estate che mi aiutavano, e quindi questo certamente ha aiutato. Ho uno zoccolo duro del 10% che è molto difficile vaccinare. Non si convinceranno? No. No. Nemmeno con questa stretta, insomma, che ha visto adesso partirà a partire da domani, insomma. È molto difficile, quindi è più facile convincere le mamme per i bambini un po' alla volta, ma queste persone sono veramente, magari si fidano di altre cose, ma non di noi, cioè non lo so, non è che non di noi, non si fidano del vaccino. Di lei mi fido, dottoressa, ma non mi fido del vaccino. E su questo ovviamente non abbiamo i superpoteri, voi medici di base li avete dimostrati, ma insomma superpoteri fino a questo punto non si possono avere. No. Dottoressa, grazie davvero per la sua testimonianza, anche per la notizia che ci ha dato di Pontelongo, che sicuramente è una buona notizia. Buon lavoro, dottoressa, a lei e a tutte le persone che in questo momento, parlando con lui, lei ha rappresentato. Grazie. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci. Daniela Toderini, medico di medicina generale di Padova, che noi ovviamente ringraziamo. Prima di un piccolo stacco pubblicitario c'è il tempo di darvi un paio di notizie veloci di cronaca. La prima ci porta nel Vicentino, dove c'è stato un sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di oltre 940.000 euro. È stato effetto del comando provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza nei confronti di una società operante nel settore della progettazione e della costruzione di macchine automatiche del suo legale rappresentante pro tempore. I beni, che comprendono anche un'abitazione e quote societarie, sono riconducibili ad un 61enne residente nel Vicentino e alla società che l'uomo legalmente rappresentava. La seconda notizia invece ci porta a Rovigo, dove ci sono 9 indagati per false fatture su vendita di carburanti. C'è anche qui un sequestro preventivo. Denaro, immobili, automobili e quote sociali per circa 2 milioni di euro. Pubblicità. Eccoci ben ritrovati, sono le 14 in punto, ultima parte di prima edizione. Tra pochissimo avremo il segretario della FILCA della CISL per parlare di un nuovo portale per segnalare che cosa non va quando si lavora all'interno di un cantiere, ovviamente solo segnalazioni anonime. Il quadro è quello dei tanti infortuni sul lavoro che ci sono in tutta Italia, ma anche e soprattutto nel nostro Veneto. Ma prima apriamo una piccola pagina politica, perché c'è in qualche modo qui in Veneto una sorta di caso Lega, dopo le dichiarazioni del sindaco di Noventa di Piave e Noventa Padovana, scusatemi, Bano, che ha in qualche modo contestato il candidato del centrodestra per le elezioni comunali di Padova. C'è la base della Lega che vorrebbe Marcato, l'assessore alle attività produttive, e poi c'è invece la grande mano, quella che arriva insomma dalla Lega Nazionale. Andiamo a vedere. Non c'è più il patto dell'arancino, com'è che si chiamano quelle cose lì, o ogni volta gli incontri. Oggi c'è diciamo, il terzo tempo del rugby, perché devi sapere, Mario Conte, Alberto Villanova e non so quanti altri, anche Tony Darè, insomma si ritrovano tutti alle partite del rugby, quindi insomma anche lì probabilmente è luogo in cui discutono. Ho detto niente di sbagliato, Villanova? No, sono andato a vedere la prima partita del Benetton dopo una vita e mi avete indicato subito, quindi... Prima la mischia, poi la meta. Anche gli spalti di una partita di rugby possono diventare terreno fertile di strategia?
Pare di sì. Chiedere per conferma alla Lega, o meglio all'anima territoriale di quel Carroccio che vive in queste settimane le tensioni più forti che si ricordino dai tempi del caso Tosi. Richiami ufficiali, scontri a mezzo stampa, venti di espulsione. In mezzo nomi che pesano. Tony Darè per le sue esternazioni sull'ambiguità di Salvini e Marcello Bano per l'insoddisfazione evidente di un candidato sindaco calato dall'alto nella partita delle elezioni di Padova. In un periodo come questo parlare subito di espulsione di provvedimenti disciplinari in qualche modo va ad aumentare la tensione, va a aumentare quelli che possono essere i dissapori. Nulla di ufficiale ancora, ma che il mal di pancia sia forte è evidente a tutti, come è chiaro che verranno prima o poi al pettine i nodi dei mancati congressi più volte richiesti a gran voce. Il Covid li ha resi difficili, ma alla base questa giustificazione non basta più. Villanova non è l'unico in questi giorni a ricordare su Facebook con orgoglio i 42 anni della nascita della Liga Veneta e non è difficile comprendere come, al netto di dichiarazioni costanti di unità, la divisione sia netta. Da una parte la longa manus di Salvini e della Lega Romana con il commissario regionale Alberto Stefani spalleggiato dai parlamentari veneti. Dall'altra la Lega dei sindaci, degli amministratori, dei territori, quelli che spesso si trovano in disaccordo con le decisioni del federale e che spingono per Roberto Marcato come sindaco di Padova o meglio ancora come futuro segretario regionale. Una partita delicatissima nella quale viene a mancare, causa Covid, pure il contatto con i militanti. Grandi momenti di ritrovo con i militanti, dalle cene a quelli che sono gli incontri nelle sezioni, nei direttivi. Questo non è avvenuto negli ultimi 2 anni e probabilmente la cinghia di trasmissione dal territorio è un po' venuta meno, ma per questioni oggettive di Covid e di impossibilità di trovarsi. I commissari hanno fatto un grandissimo lavoro, un lavoro molto difficile in questo periodo di emergenza e quindi è logico che comunque ci siano delle tensioni che magari non trovano lo sfogo che abitualmente ci sarebbe nel nostro partito. Allora, buongiorno e ben ritrovato Francesco Oru, segretario generale Filca CISL. Grazie per essere con noi, Francesco, buongiorno. Buongiorno a tutti voi e ai telespettatori. Allora, noi l'abbiamo invitata in qualche modo perché vogliamo raccontare di una bellissima iniziativa della CISL che dà la possibilità attraverso un nuovo portale di fare delle segnalazioni anonime in caso vi fossero delle irregolarità nei cantieri. Per la verità le dobbiamo anche confessare che qualche segnalazione l'abbiamo ricevuta anche noi, cioè è capitato di ricevere telefonate in redazione di qualcuno che diceva io ho qui davanti un cantiere, stanno lavorando senza essere agganciati, senza il caschetto, cioè ci sono le persone che queste cose le notano ed ora voi attraverso questo portale avete dato loro la possibilità di esprimersi. Intanto ci racconta come funziona? E senz'altro, una premessa me lo permetta. Sì. Noi abbiamo pensato, premesso che il tema della sicurezza è centrale ed è di primaria importanza perché voi la ripresa dell'edilizia sono in costante aumento il numero degli infortuni, quindi oltre a tutto quello che è la prassi, l'attività che fa il sindacato, la presenza sui cantieri, il grande lavoro con la bilateralità eccetera, e noi come Filca CISL, la categoria che segue proprio l'edilizia, siamo al primo posto su questo tema. Però diciamo che abbiamo pensato su sollecitazione anche di molti lavoratori che ci dicevano ma io a volte vorrei dire qualcosa, vorrei denunciare, però non vorrei dare il mio nome, non vorrei essere messo, come devo dire, dare i miei dati e quant'altro. Allora abbiamo pensato appunto e abbiamo lanciato in data 24 novembre questa opportunità che si basa su questa campagna che si chiama Un segnale per la vita e si basa sul portale della Filca CISL del Veneto. Quindi chiunque liberalmente collegandosi al portale della Filca CISL del Veneto trova uno spazio nel quale può fare la propria segnalazione. Noi abbiamo ricevuto un bel po' di segnalazioni, ci siamo già presi l'impegno e ci prenderemo l'impegno sempre più per poi gestire queste segnalazioni. Se vuole poi le spiego come. Portale per provare a vedere come si fa, eccolo qua, guardi, l'abbiamo trovato. Sono nel portale, ho cliccato in alto un segnale per la vita, quindi ho cliccato qui ed è apparsa proprio questa schermata, così i telespettatori la possono vedere. Un segnale per la vita, oggetto, segnalazione e invio, quindi completamente anonima e si può inviare la propria segnalazione. Quindi lei ci sta dicendo che ne avete già ricevute.
Ad esempio di che tipo? Che cosa hanno contestato? Allora, noi abbiamo ricevuto varie segnalazioni e qualche suggerimento. Allora, parto dal suggerimento. Il suggerimento che ci hanno dato molti lavoratori a cui stiamo lavorando è proprio quello di dare la possibilità al portale di inserire anche delle foto. Perché ormai con la tecnologia, con la massima attenzione, tema privacy e quant'altro, però tenete presente che molti cantieri sono sulla strada, quindi non ci sono problematiche. Qualche lavoratore ci ha scritto dicendoci: mi piacerebbe potervi girare le foto perché a parole non riesco a descrivervi lo stato di insicurezza in cui è questo cantiere o quel cantiere, e quindi stiamo predisponendo anche questa possibilità. Nelle prossime settimane avremo anche, appunto, daremo ai lavoratori e a chi vuole farci le segnalazioni anche questo. Tra quelle che abbiamo ricevuto, diciamo, ne abbiamo ricevuto di vario tipo, che vanno dal semplice ringraziamento per dare questa possibilità, che io ritengo che ce ne fosse assoluto bisogno, anche alle varie comunicazioni sia di lavoratori che ci tengono a segnalare come sul cantiere in cui stanno lavorando, fornendoci dati e quant'altro, come non ci sia la giusta regolarità. E quindi in base alla tipologia di segnalazione che ci fanno, vedi ad esempio non uso dei DPI, non consegna dei DPI, non massima sicurezza su quelle che sono le impalcature e quant'altro, e allora in base al tipo di segnalazione noi poi gestiamo l'informazione e la inoltriamo a chi di competenza. Se sono temi strettamente contrattuali li gestiamo noi, se sono altri temi abbiamo già sentito in alcuni casi l'Ispettorato al Lavoro oppure l'INAIL oppure l'INPS. Quindi un filo diretto, voglio dire, no? A segnalazione voi poi vi attivate. Senz'altro, perché poi bisogna dare continuità a queste cose. Noi chiediamo, abbiamo già chiesto e continuiamo a chiedere di darci più dati possibili. Perché logicamente nel momento in cui giriamo l'indicazione, la segnalazione che sono all'Ispettorato del Lavoro, dobbiamo cercare di essere più precisi possibili, non possiamo basarci su mi sembra, mi pare, eccetera. Senta, però l'indirizzo del cantiere, il posto, e adesso se riusciremo tramite foto e video, secondo me otterremo un ottimo risultato e saremo veramente di servizio. Poi ci tengo a precisare che questa attività che stiamo facendo non è un qualcosa che vuole, come dire, creare dei problemi al mondo del lavoro edile. Vuole però ben distinguere tra quelle aziende che applicano perfettamente la sicurezza, tutte quelle che sono le regole e quindi rientrano in quest'ambito, e quelle aziende che non sono regolari, non applicano la sicurezza e quindi di fatto, oltre a mettere in pericolo la vita stessa dei lavoratori, fanno anche concorrenza sleale alle altre aziende. Intanto stiamo facendo vedere delle immagini. Questo è il cantiere in cui ha perso la vita Mattia Battistetti, il 23enne, era lo scorso 29 aprile, insomma sono tutti nomi che voi ovviamente conoscete. Anche qui, per esempio, in questo caso non ci sono ancora delle risposte, si sta indagando per capire quale sia stato il problema. È un caso che ci è rimasto particolarmente nel cuore, perché sappiamo che la mamma sta lottando ancora per avere la verità, perché tante volte poi anche questo è un po' il problema, no? Ci sono queste bocche cucite dietro a tante situazioni, e quindi da qui secondo me la segnalazione anonima diventa davvero ancora uno strumento ancora più efficace. Ma le chiedo, alla luce di tutti i dati che stiamo dando, delle innumerevoli infortuni ma anche morti sul lavoro, com'è possibile che si continui così? Cioè, se vi arrivano segnalazioni vuol dire che ci sono ancora imprenditori del Veneto che contravvengono sostanzialmente alle regole. Perché si fa? Perché manca la cultura della sicurezza? Perché si risparmia? Cioè, perché ancora esistono cantieri in Veneto in cui le regole non vengono rispettate, non vengono fatte rispettare, attenzione? Guarda, secondo me è un insieme di concause che stiamo denunciando ormai da anni. Alcuni dati, perché secondo me poi sono i dati che fanno capire. Noi nel 2021, così come gli altri anni, abbiamo superato le 1000 morti sul lavoro, su tutti i settori, che è un dato estremamente preoccupante. Superiamo questa media di oltre 1000 morti
ogni anno da decenni. Ci preoccupa il fatto che molti di questi infortuni sono sempre gli stessi, al primo posto c'è sempre la caduta dall'alto, purtroppo. Ci preoccupa il fatto, poi venendo all'edilizia, che noi registriamo in Italia un morto ogni 2 giorni. Siamo arrivati quasi al punto che gli infortuni, se non c'è l'infortunio mortale, quasi non se ne parla, talmente tanto sono alti i numeri. È indubbio che il fatto, cominciare dal fatto che in edilizia si possa aprire un'attività senza particolari esami o quant'altro, cioè io faccio sempre l'esempio, se voglio aprire un negozio da parrucchiere, estetista eccetera, devo fare dei corsi specializzati. In edilizia questo non succede, serve semplicemente ci si iscrive alla Camera del Commercio e si apre una partita IVA. Bisogna superare questo. Noi da anni stiamo proponendo la patente a punti, ad esempio, no? Che dia effettivamente valore alle imprese che sono regolari, cercando di estromettere dal settore tutto ciò che non è regolare, che non applica contrattualmente e legalmente tutti quelli che sono i dettami. Tenga presente, c'è tanta mancanza di cultura della sicurezza. Quindi da parte dei lavoratori, non solo da chi apre l'azienda dal datore di lavoro? Penso sia da parte del datore di lavoro e sia anche da parte dei lavoratori. Stiamo insistendo su questo tema, cercando di far capire a tutti che al primo posto deve esserci la vita della persona, deve esserci la sicurezza. Questo viene prima del lavoro, viene prima della retribuzione e quant'altro. Non si può pensare che in un momento come questo, grazie a tutti gli incentivi che ci sono, alla grande rincorsa che c'è nel mondo edile per ripartire, alla mancanza di manodopera, si corra talmente tanto che ci sarà un incremento. Stiamo registrando già un incremento degli infortuni. Quindi se non torniamo un attimino a parlare di sicurezza, ma con molta più convinzione, mettendola al primo posto, rischiamo di pagare poi con le vite umane. Senta, secondo lei quanto pesa anche, diciamo, una sorta di carenza degli organi controllori? Da tempo parliamo, insomma, di uno Spisal che non riesce a gestire. Se i datori di lavoro sapessero che ci sono controlli più frequenti, più assidui, forse si comporterebbero in maniera diversa, secondo lei? Anche se non è bello ragionare in questi termini, però è un po' come con il Green Pass e i controlli, insomma, delle forze dell'ordine nei negozi, nei bar e nei ristoranti, stessa cosa. Sì, guardi, a me piace sempre di più la prevenzione, cioè provare a lavorare sulla cultura della sicurezza. Io ho denunciato più volte come secondo me manca anche la volontà di investire in edilizia per quanto riguarda ad esempio la tecnologia. Io faccio sempre l'esempio, noi andiamo in giro con le autovetture che hanno una tecnologia incredibile, mi evita di spostarmi da una corsia all'altra, ci sono tutti i sensori per evitare che vado a sbattere di qua e di là. Se poi guardo la tecnologia che è presente in un cantiere edile, siamo fermi a qualche decennio fa. Cioè in edilizia, le macchine che si usano in edilizia, nei cantieri eccetera, si potrebbe fare tantissimo grazie alla tecnologia, non la si fa. E questo a mio avviso è una mancanza di volontà di investire sulla sicurezza in edilizia. E qui io mi rivolgo specialmente alle parti sociali, ma anche all'ANCE eccetera. Secondo me si deve lavorare molto su questo. Poi è indubbio e concordo sul fatto che visto che abbiamo gli enti di controllo, debbano avere anche la capacità di effettuare quei controlli. Non a caso abbiamo chiesto l'assunzione di un bel po' di ispettori, eccetera, perché sennò rischiamo che diciamo di avere un ente preposto al controllo, però poi non è in grado di fare quell'attività perché mancano le risorse, sia umane che economiche. Quindi da questo punto di vista spetta un po' a tutti, a cominciare naturalmente dalla Regione Veneto, lavorare su questo aspetto. Sono arrivati gli ispettori in più che avete chiesto? Ancora no? Beh, guardi, l'ultimo dato che avevo io era, e non vorrei sbagliare, che sono arrivati un po' di ispettori che avevamo chiesto,
però sono molto di più quelli che sono usciti e che sono andati in pensione o altro. Quindi di fatto il numero alla fine è sempre insufficiente. È insufficiente. Allora le chiedo di attenderci anche voi telespettatori, pochi secondi di pubblicità, poi ritorniamo perché abbiamo ancora 10 minuti da sfruttare per parlare proprio di questo tema, quindi vi aspetto a tra poco. Ben ritrovati, stiamo parlando di irregolarità nei cantieri con la possibilità data nel sito della Filca CISL del Veneto di poter fare delle segnalazioni anonime per raccontare che cosa non va e da qui far partire un corridoio che porterà queste segnalazioni direttamente alle autorità competenti affinché possano essere presi dei provvedimenti. Saluto e ringrazio ancora Francesco Orru, segretario generale della Filca del Veneto, per essere con noi collegato in questo spazio. Senta Francesco, bonus del 110%, ha dato un'impennata ai lavori in edilizia. Voi avete potuto riscontrare anche che questa impennata, proprio perché i lavori erano tanti, i cantieri tanti da seguire, ha portato a così un aumento anche di lavori, come dire, fatti male, eseguiti male dal punto di vista appunto dell'infortunistica? No, allora da questo punto di vista è indubbio che grazie a tutti i bonus che ci sono, non solo il 110%, perché abbiamo il bonus facciate, abbiamo riqualificazione, cioè io ritengo che forse è dal dopoguerra che non abbiamo tutti questi bonus nel mondo edile. C'è grosso fermento, c'è anche tanta confusione, per carità, perché la normativa non è chiarissima, però indubbiamente c'è una forte ripresa del settore. Questa forte ripresa noi riteniamo che possa andare avanti per i prossimi 6-7 anni. Bisogna capire come viene affrontata. Abbiamo una carenza fortissima di manodopera e questo ci preoccupa perché rischiamo che molte aziende, pur di fare i lavori nei tempi prestabiliti, poi cerchino della manodopera anche non qualificata, quindi della manodopera che magari non ha la giusta formazione, non è mai stata in una scuola edile a fare la giusta formazione, i corsi sulla sicurezza, e quindi di fatto rischiamo di vedere nei cantieri edili dei lavoratori che non sono pronti ad affrontare il lavoro in un cantiere edile, che io sottolineo sempre che è diversissimo da qualsiasi altro lavoro, proprio perché il cantiere edile è in continuo movimento e quindi ogni giorno il lavoro e i pericoli sono diversi. Chi vigila su questo? Ecco, su questo noi stiamo continuando a lanciare con forza tutto il lavoro che stiamo facendo tramite i nostri enti bilaterali, mi riferisco ai CPT e alle scuole edili, dove chiediamo naturalmente che oltre alle 18 ore di formazione obbligatoria prevista si facciano degli altri corsi di formazione relativamente alle varie questioni, oltre naturalmente quello che è previsto per legge, proprio per far sì che un lavoratore, quando comincia a lavorare in edilizia, abbia la giusta formazione. Temiamo che proprio che con questo gran bisogno di manodopera e questa rincorsa ai lavori vedremo sempre più nei nostri cantieri dei lavoratori non formati, e questo purtroppo poi si tramuterà in nuovi infortuni. È una continua lotta, una continua battaglia. Ecco, io lancio l'appello anche oggi, grazie a voi, a tutti quei lavoratori e quelle imprese che prima di mettere a rischio nelle varie lavorazioni si rivolgano ai nostri enti bilaterali per fare la giusta formazione. Senta, in ultima battuta, che cosa sta facendo il governo? Per noi abbiamo seguito vari tavoli, no, di concertazione proprio sul tema della sicurezza sul lavoro, ma di concreto è cambiato qualcosa nell'ultimo anno? È chiaro che le priorità sono state altre, perché sono 2 anni che parliamo di Covid, ma le sembra, ci può raccontare che sia cambiato qualcosa? Guardi, ci sono, come sindacato, ci sono molti tavoli aperti su cui stiamo lavorando. Io penso anche ad esempio all'ultimo, al DURC per congruità, dove
non sto qui a spiegarlo tecnicamente perché potrebbe essere complicato, però è un insieme di dati che devono essere forniti sempre tramite la bilateralità per avere il giusto rapporto tra le spese per la maestranza, le spese per la sicurezza e quant'altro, proprio per fare in modo che ci sia un riscontro tra i vari capitolati di spesa, e questo ci aiuta naturalmente ad avere cantieri più regolari. Il punto è che bisogna fare molto di più, Io non dico che non abbiamo fatto in edilizia, però sul tema della sicurezza c'è da fare ancora di più, c'è da fare forti investimenti in tecnologia, c'è da fare forti investimenti sulla cultura della sicurezza, perché il fatto che a distanza di 30 anni l'infortunio, come dicevo prima, l'infortunio principale sia sempre la caduta dall'alto, ci preoccupano un poco, e quindi ribadisco ancora, chiedo scusa se sono ripetitivo, ma bisogna che facciamo fortissimi investimenti nel settore. Grazie Francesco e grazie per averlo ribadito. È importante, come è importante l'iniziativa del portale a cui si potrà accedere attraverso il sito della Filca del Veneto per poter fare queste segnalazioni. Più saranno, più si potrà mettere mano a comportamenti irregolari che avvengono all'interno dei cantieri e che insomma molto spesso, come diceva lei, sono anche frutto di una poca sensibilità, non sempre, ma di una poca sensibilità anche dei datori di lavoro. Grazie Francesco Oru, segretario generale della Filca del Veneto, per essere stato in nostra compagnia. Davvero grazie e buon lavoro. Grazie a lei e a tutti i telespettatori, grazie a voi. Arrivederci. Allora noi abbiamo davvero giusto il tempo per darvi pochi numeri, ma sono belli perché sono quelli dei vaccini, perché sono state 40.267 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate ieri in Veneto, trainate soprattutto dalle dosi booster, 33.880, a ricevere la prima inoculazione sono state 2.385 persone, che comunque è un dato confortante. Con questo dato noi ci salutiamo, abbiamo terminato, grazie per essere stati in nostra compagnia e arrivederci con la prima edizione di Antenna 3.